Buongiorno, ben ritrovati con Sveglia Trieste, venerdì 23 giugno. Oggi avremo due ospiti dalle 8 alle 9, Alberto Filetti del Partito Democratico, consigliere in quarta circoscrizione, dalle 9 alle 10 Marco Vascotto di Forza Italia. Oggi andremo a leggere, come di consueto, subito tra poco i quotidiani nella prima ora di rassegna stampa, partendo dal Corriere della Sera, poi vedremo meglio il piccolo di Trieste. Andiamo alla pagina meteo con il sito dell'Osmer regionale. L'anticiclone nordafricano insisterà sulla regione fino alla notte, appena passata tra giovedì e venerdì. Proprio oggi una depressione atlantica con aria più fresca in quota determinerà instabilità sul nord Italia. Nel fine settimana alta pressione con aria più secca da nord-est. Per oggi su tutta la regione cielo variabile con probabili locali rovesci e temporali, possibile qualche isolato temporale forte, temperature massime in calo, verso sera vento da nord sui monti, da nord-est su pianura e costa, temperature minime 22-25 gradi, massime 26-29 gradi centigradi. Per domani su pianura e costa prevalenza di cielo sereno, sui monti cielo poco nuvoloso, sulle zone orientali al mattino ci sarà bora moderata che soffierà a Trieste, dovrebbe persistere anche in giornata, a Brezzo invece nelle altre zone della regione. L'atmosfera sarà più secca dei giorni precedenti, temperature minime previste 19-22 gradi, massime 26-29 gradi centigradi. Andiamo a leggere, come detto, per prima il Corriere della Sera. Andiamo dunque nella prima pagina per vedere i titoli di quest'oggi. Il Corriere apre con il MES che scuote la maggioranza, lo vediamo proprio dal titolo in evidenza, con poi il primo sì, assenti partiti di governo, tensioni tra Lega e Fratelli d'Italia, salta il Consiglio dei Ministri, via libera in Senato al decreto lavoro, 100 euro in busta paga per i redditi più bassi, le novità su tasse e smart working, questi temi politici che sono messi in primo piano. La sinistra non esiste più, intervista con Bertinotti, una via d'uscita, scrive Mario Monti, attacco al ponte, Crimea isolata invece nel capitolo della guerra in Ucraina, fine delle speranze per il sommergibile, sono tutti morti, l'immagine del Titan durante una discesa in profondità, le ricerche con il ritrovamento di detriti vicino al relitto del Titanic e dunque si è chiusa la speranza di poter vedere e ritrovare vive le 5 persone a bordo del sommergibile che era partito nei giorni scorsi per un tour proprio verso il relitto del Titanic e con il ritrovamento dei detriti. L'ipotesi che va per la maggiore è quella di una implosione a causa di un guasto all'interno del sommergibile che fondamentalmente non ha dato proprio nessuna chance ai 5 occupanti per sopravvivere. Milano è stata investita da una betoniera, il quarto caso nel 2023, un'altra bici travolta. Muore una 60enne, era in bici in piazza Durante a Milano, una betoniera l'ha travolta mentre svoltava, l'autista non l'ha vista, la ciclista era nell'angolo cieco, la vittima, una donna di 60 anni, è la quarta dall'inizio dell'anno vittima degli incidenti stradali fra mezzi pesanti e biciclette. Mascherine, l'inchiesta di Forlì, arrestati Minenna e Pini, lucrarono sulla pandemia, le mascherine per l'ASL Romagna, e il patto per lucrare sul Covid, domiciliari per l'ex parlamentare Pini della Lega e l'ex direttore delle dogane Minenna. Le altre argomentazioni, come fermare la piaga delle truffe agli anziani, sono storie di truffe, storie vere che fanno male e colpiscono i più fragili, gli anziani, aggressioni criminali fra le più odiose umanamente e socialmente. Questo è l'argomento affrontato all'interno di pagina 26 del Corriere della Sera. Buona condotta, scrive Massimo Gramellini nella rubrica Il caffè, nel taglio alto, Seneca e Obama alla maturità, il secondo scritto che ha avuto luogo ieri, e poi il libro di Pasqualetto e Trevisan, Gardini, il racconto di un suicidio di Gian Antonio Stella alla pagina 23. Andiamo al piccolo. Asugi, stop alle assunzioni, parte lo Stato
di agitazione la protesta dei sindacati per il divieto di siglare nuovi contratti e prorogare i tempi determinati. Su questo argomento sanitario andremo a leggere tra poco alla pagina 8 cosa scrive Marco Ballico. Trovati i rottami, tutti morti sul Titan, lo vediamo di fianco la notizia con tanto di foto di parte del sommergibile che aveva intrapreso questa spedizione per un tour nella zona del relitto del Titanic. Siamo in pieno oceano Atlantico, a largo del Canada e degli Stati Uniti, diciamo in quello specchio acqueo, in mezzo però all'oceano, alle profondità di 3.800 metri. Sono stati trovati i detriti di questo sommergibile, tutti morti gli occupanti dello stesso. Politica, il caso Santanchè, le società nel mirino, l'opposizione chiedono le sue dimissioni, i fondi dell'Unione Europea, la ratifica del MES divide i partiti verso il rinvio all'autunno. Ancora politica ma regionale, mozioni respinte contro Bini e Scocimarro tra urla e veleni in Consiglio regionale, lo scontro. E poi il minuto di silenzio per Berlusconi, Honsel non si alza, scoppia la bagarre e vedremo come ha reagito il presidente Fedriga proprio a questa volontà da parte del consigliere Honsel di Open Sinistra FVG di rimanere in silenzio ma seduto nel suo banco in Consiglio regionale durante il minuto di silenzio per la commemorazione a Berlusconi. Completiamo però la prima pagina. Matteoni lascia l'incarico in giunta, al suo posto entra Caterina De Gavardo e ricostruiremo anche più tardi la dinamica comunale che vede dunque dei cambi di delega. Ok al cantiere in Portovecchio, nel viale monumentale per l'urbanistica, partono dunque i lavori, è stato affidato alle ditte, tutti i divieti per il film Heads of State girato a Muggia nell'ordinanza diramata dal Comune. Il comandante del Friuli Venezia Giulia, fiamme gialle sempre vigili sul confine e sul porto. Intervista pagina 21. La cultura, Haber, Lavi e Orsini, tra i big del Rossetti, ieri presentato il cartellone, etica minima e senso della realtà, scrive Pieraldo Rovatti, invece la pagina 19. Abbiamo visto dunque come in comune l'assessore Matteoni è in procinto di lasciare l'incarico in giunta per cedere il suo posto all'ingresso di Caterina De Gavardo, non con le deleghe all'educazione, bensì con quelle alla polizia locale e alla sicurezza. L'educazione invece come delega passerà all'assessore sempre dei Fratelli d'Italia Maurizio De Blasio. Ricostruiamo tutto nel servizio. Dopo aver arricchito le proprie fila con gli ingressi dei consiglieri Codarin e Rescigno, Fratelli d'Italia è prossima a modificare alcune posizioni nella giunta comunale triestina. Domani mattina infatti con tutta probabilità ci sarà la comunicazione da parte del sindaco nella conferenza indetta in municipio attorno alle 9:30 del passaggio dell'incarico di assessore all'educazione da Nicole Matteoni al collega Maurizio De Blasio, attuale titolare del comparto sicurezza e polizia locale, il quale a sua volta, ed ecco la new entry, passerà la sua delega a Caterina De Gavardo, attualmente consigliera comunale e presidente della commissione bilancio. Un passaggio, diciamo, indolore che si svolge all'interno della stessa parrocchia senza dover toccare il lavoro degli alleati. Matteoni così facendo lascerebbe l'importante incarico di assessore della giunta comunale, incarico che da circa 9 mesi ha svolto in parallelo con il prestigioso ruolo di deputato alla Camera. A beneficiarne, come detto, Caterina De Gavardo, profilo molto apprezzato nella maggioranza comunale, che erediterà a livello politico, fra le altre, il processo di armamento del corpo municipale su cui a lungo il parlamentino di Piazza Unità ha dibattuto. L'annuncio di domani dovrebbe essere poi effettivamente operativo da dopo la data del 28 giugno, giorno in cui si scioglieranno le riserve riguardo al ricorso della lista Insieme Liberi, compagine che si era candidata alle elezioni regionali e che per un pugno di voti non è riuscita a esprimere i propri rappresentanti. Dal riconteggio potrebbero emergere alcune modifiche sull'attuale composizione del Consiglio regionale e in caso di ingresso della lista del dissenso in piazza Oberdan, secondo una ricostruzione della stessa civica, a farne le spese potrebbe essere un seggio di Fratelli d'Italia a Trieste, quello occupato da Fabio Scocimarro, per acquisirne però uno a Tolmezzo, più ulteriori scambi fra circoscrizioni in casa 5 Stelle e Partito Democratico. A perdere del tutto il posto per concederlo agli ipotetici 2 subentranti di Insieme Liberi sarebbero Open Sinistra FVG, Furio Honsel e Patto per l'Autonomia.
Tornando a Trieste, rimane un piccolo quesito sul ruolo di consigliere di Nicole Matteoni, ovvero se intenderà dimettersi anche da quell'incarico o mantenerlo per continuare a occuparsi di questioni cittadine. Su questo però la stessa ha rimandato tutto alla conferenza di domattina. Conferenza che avrebbe dovuto svolgersi questa mattina alle 9:30, poi invece ieri nel tardo pomeriggio è stato comunicato che è stata annullata e quindi ulteriori dettagli li cercheremo di capire, ma al di fuori di un contesto, diciamo, ufficiale di conferenza stampa, proprio perché è stata annullata. Andiamo a leggere il piccolo nella pagina 2, dipendenti lasciati a casa senza TFR, uso illegale della cassa integrazione. La ministra finisce nel mirino dopo le accuse di Report sulle sue aziende, le opposizioni chiedono le dimissioni, la Premier riferisca in Parlamento, bufera su Santanchè, lo vediamo proprio dal titolo, la ministra del turismo Daniela Santanchè è finita nel mirino di Report. Qui le tappe della vicenda sintetizzate nei punti: incompatibili con il ruolo di ministra, Santanchè si dimette e assicuri la credibilità delle istituzioni. Il Made in Italy non si sostiene facendo fare il ministro a chi facendo impresa ne ha strozzate altre. L'inchiesta danni ad azionisti e al mercato è accusata di falso in bilancio, l'indagine partita dai soci di minoranza di Visibilia, denunciate irregolarità anche nel colosso Bio Key Group, avevamo insoluti con molti fornitori, lei diceva ora li chiamo io e mi faccio dare la merce gratis, ci sentivamo ripetere spesso si faccia da parte, non è in grado di fare il suo lavoro, è terribile sentire un senatore mentire spudoratamente ai dipendenti e fornitori. La nostra azienda funzionava come un orologio svizzero, poi la situazione è arrivata allo stremo. Questa è la testimonianza di un dipendente che dunque ha valorato quanto poi aveva già scritto, avevano già riportato nella trasmissione Report. La ministra, resto al mio posto, Meloni, se rinviata a giudizio lasci, la senatrice di Fratelli d'Italia, io indagata, stronzate, ora querelo la trasmissione di Rai 3, ma a Palazzo Chigi c'è nervosismo, si teme che l'inchiesta si allarghi alla russa. Queste le reazioni con la ministra e con anche la premier Meloni, che sarebbe irritata con Santanchè, prima della nomina a ministra non l'avrebbe informata delle sue inchieste a suo carico. L'incubo processo potrebbe concretizzarsi a ridosso delle europee. Questo è come tempistica rispetto a poi il filone d'indagine. Il richiamo di Tajani all'unità di Forza Italia, timore per il ruolo di Fascina, il vice premier cerca di serrare le fila. Sono ore decisive per l'operazione Unità di Antonio Tajani che prova a serrare le fila di un partito ancora scosso dalla scomparsa di Berlusconi. Il leader in pectore parla chiaro ai gruppi parlamentari di Forza Italia. Può esserci qualche differenza di idee, ma siamo tutti chiamati a lavorare per raggiungere l'obiettivo. Lo sguardo è rivolto alle elezioni del Molise, ma soprattutto a quelle europee. Il Consiglio nazionale, convocato per il prossimo 15 luglio, ufficializzerà la nomina di Tajani a presidente pro tempore, ma già nei prossimi giorni la nuova guida dovrà controllare le frizioni che agitano gli azzurri. Dalla pancia del partito montano i timori su un possibile ruolo in Forza Italia per Marta Fascina, nulla di ufficiale all'orizzonte, ma l'ipotesi che la compagna del CAV possa, magari su richiesta della famiglia Berlusconi, avere un ruolo nel nuovo partito è un'incognita che agita parecchio le acque. Ci spostiamo alla sala operativa della Polizia Locale, è pronto il collegamento proprio con il Corpo Municipale per la situazione di questa nottata appena trascorsa e le segnalazioni invece per oggi. Buongiorno all'ispettore capo Monica De Mola. Buongiorno a tutti. Cosa ci racconta? La situazione della notte è stata tranquilla, anche al momento non abbiamo segnalazioni di rilievo da farvi. Ho due segnalazioni per la giornata per quanto riguarda la chiusura di strade. Abbiamo la chiusura programmata di via di Monrupino per il deragliamento di quei due vagoni, oggi verrà chiusa per permettere a un autogru di rimetterli in posizione giusta, insomma. Saremo presenti con la viabilità e non ci sarà possibilità di passare nemmeno per gli autobus. E un'altra segnalazione riguarda invece il centro città, avremo la chiusura di via San Francesco da via Giotti a via Palestrina dalle 9 alle 17 per permettere l'asfaltatura dello scavo che è stato fatto nei giorni scorsi per quel guasto elettrico, quindi anche lì ci saranno le deviazioni e raccomandiamo la massima attenzione. Altre cose al momento non avrei da dirvi. Bene, grazie allora, una buona giornata e un buon lavoro.
Grazie altrettanto, buongiorno. Buona giornata. Andiamo a leggere le altre notizie del Piccolo, proseguendo con il giornale. Patto scellerato sulle mascherine, arrestati Minenna e il leghista Pini. Pini aveva promesso a Minenna di accreditarlo all'interno della Lega per trarne benefici. L'ex direttore delle dogane, ora assessore in Calabria, e l'ex parlamentare leghista finiti in un'inchiesta per corruzione. Io e Giorgetti ci scambiamo consigli in amicizia, non sono il suo segretario ombra, aveva detto l'avvocato, l'ex parlamentare della Lega, proprio Gianluca Pini. Invece il solo fatto contestato riguarda l'essersi adoperato in favore di un imprenditore vicino alla Lega, dice l'avvocato difensore di Marcello Minenna. L'economista con la passione delle stellette militari, sono un civil servant, laurea in economia alla Bocconi e master alla Columbia per il profilo di Marcello Minenna, nato a Bari nel 71, laureato alla Bocconi, fu indicato da Luigi Di Maio per ricoprire l'incarico da assessore al bilancio in Campidoglio nell'era pentastellata. Direttore dell'Agenzia delle Dogane, sul suo sito web si definisce esperto di finanza stocastica e civil servant, questa è la sua autodefinizione. Adesso però è finito in un'inchiesta che andrà avanti nelle prossime settimane. Governo e maggioranza disertano l'aula della Camera per evitare di doversi schierare sulla ratifica, obiettivo rinvio all'autunno. Il MES della discordia, continua il dibattito parlamentare sulla ratifica del trattato di riforma del MES. L'Italia difatti non l'ha ratificato, leggiamo le prime righe dell'articolo. Un'altra giornata di passione sul MES ieri alla Camera. Il governo e la maggioranza disertano la Commissione Esteri sia per evitare contraccolpi interni, sia per aggirare il problema con l'Europa, che farebbe sapere di seguire con attenzione il dibattito italiano. Come da ormai 3 anni a questa parte, le spinte sovraniste del centrodestra decidono di non decidere, sperando che da Bruxelles arrivi un improbabile deus ex machina che consenta all'esecutivo di scendere dalle barricate del no MES e ratificare il trattato come hanno fatto gli altri 19 paesi europei. Dopo la relazione positiva del Tesoro alla ratifica, consegnata mercoledì a Montecitorio, che ha mandato nel caos il centrodestra e bloccato i lavori dei parlamentari. Ieri maggioranza e governo hanno superato l'impasse non presentandosi in commissione esteri e dunque quella scelta di non andare, diciamo, si è lanciato un po' la palla in tribuna. Federica, ratificare il MES non vuol dire poi usarlo. Sul PNRR l'Unione Europea sia flessibile. Il presidente della giunta regionale intervistato a Lignano dal direttore della Stampa Giannini per l'evento Alfabeto del futuro. Qui l'intervista è riportata da Serena Riformato proprio a Massimiliano Fedriga. E ci spostiamo di fatti in regione, non passano le mozioni contro Bini e Scoccimarro, scontro aperto in aula e sul titolare delle attività produttive che si surriscalda il confronto. Fedriga e il centrodestra, vicende private. Il Partito Democratico invece dice opacità indubbie. Qui alcune delle foto dei momenti dell'aula, la parola a Roberto Cosolini per questa mozione di censura, poi la replica nel pomeriggio dell'assessore Bini e anche l'assessore alla sanità Riccardo Riccardi si è scaldato in un momento d'aula, in particolare quando c'è stata la commemorazione a Silvio Berlusconi e l'assessore, il consigliere di Open FVG Furio Onsel ha deciso di non alzarsi in contrapposizione, diciamo, rispetto a quanto invece hanno fatto tutti gli altri componenti dell'Aula. Vediamo. Penso che quest'Aula quest'oggi sia stata svilita dal suo comportamento. Uno può avere delle idee diverse, ma stiamo parlando di un ex senatore pubblico affrontato e almeno il rispetto di alzarsi in piedi, che non vuol dire condividere le sue idee. È iniziata così, tra le polemiche, la seduta del Consiglio regionale di questa mattina. L'Aula ha commemorato l'ex presidente del Consiglio Berlusconi e a scatenare la bagarre, dopo gli interventi dei presidenti Bordin e Fedriga, è stata la scelta del consigliere di Open FVG Furio Onsel di non alzarsi in piedi, unico in Aula, durante il minuto di silenzio. Immediata la reazione di Fedriga. Ma almeno il rispetto per una persona scomparsa che ruolo nel paese di alzarsi in piedi in un'Aula non si deve a tutti, in particolare a lui. E penso che oggi lei abbia svilito quest'Aula e abbia una responsabilità istituzionale gravissima. E glielo dico con chiarezza, e mi scuso per la polemica, e mi scuso anche per fare la polemica nel momento della scomparsa di Berlusconi. Ma penso che lei oggi abbia svilito quest'Aula. E da Presidente di Regione me ne scuso con i cittadini di questa Regione per il suo comportamento. È un atto politico, in questo Consiglio
è un luogo dove si fanno gesti politici, e questo qui era il gesto, diciamo, più rispettoso ovviamente nei confronti delle istituzioni, perché non ho certamente dimostrato nessun sentimento che non fosse legato all'istituzione, ma ho dimostrato, rimanendo seduto, la contrarietà a che un'istituzione faccia questo tributo. Lo stesso Onsel è stato poi bersagliato da una pioggia di critiche, anche urlate da parte di esponenti della maggioranza. Particolarmente duro lo scontro con l'assessore Riccardi. Ma senta, ma vuole censurare queste persone? Vediamo come cambieranno i rapporti. Assessore, senta, io quanto devo ancora ascoltare? È un altro 5 anni lo senti questa storia. Questa storia 5 anni lo senti. Ogni volta che mi alzi in piedi. 5 anni. Io vengo minacciato. Una vergogna. Uno può avere delle opinioni diverse, può esprimerle come ritiene, ma il rispetto della commemorazione davanti a una persona che è mancata non si fa in questo modo. La cosa che mi fa davvero tristezza è immaginare che questo signore sia stato il rettore di un'università. Quindi molto duro l'assessore Riccardi, l'aula ricorda Berlusconi, Onsel resta seduto, scoppia la rissa verbale, abbiamo appena visto. Stop assunzioni in sanità, scatta lo stato d'agitazione nelle strutture Asugi, iniziativa dei sindacati dopo la circolare della regione che blocca nuovi contratti e il rinnovo di quelli in scadenza. Le sigle sindacali dicono dietro front subito o sarà sciopero. Si dispone il divieto di procedere a nuove assunzioni, ivi comprese le proroghe dei rapporti di lavoro flessibili attualmente in corso, sino al rientro del vincolo economico assegnato. La direttrice centrale salute della regione Gianna Zamaro scrive al direttore generale di Asugi Antonio Poggiana chiarendo che causa sforamento dei vincoli di spesa, l'azienda non potrà né assumere né rinnovare i contratti a tempo determinato e in scadenza. A stretto giro, a firma di CGIL FP, CISL FP e FIALS, i sindacati replicano con la dichiarazione di stato di agitazione del personale. A rischio sembrano infatti essere 69 operatori sociosanitari al lavoro nel Friuli Venezia Giulia. Contestualmente alle preoccupazioni sul piano ferie e dopo la vicenda degli interinali, una sessantina dei circa 100 in forza fino al 31 maggio nelle strutture sanitarie di Trieste e dell'Isontino sono rimasti di fatti senza lavoro, proprio per l'impossibilità dell'azienda di rispettare i limiti di spesa posti dalla Regione. Le categorie hanno evidenziato nelle ultime ore la questione di altri 386 contratti precari, di cui 84 di OS, 69 di infermieri. Asugi non ha sin qui risposto alla richiesta di incontro delle organizzazioni sindacali, ma il direttore sanitario Andrea Longanesi ha fatto sapere sul piccolo che i contratti del personale di assistenza saranno rinnovati previa autorizzazione della Direzione Centrale Salute. Ieri però il caso è esploso nel momento in cui è circolata la nota di Zamaro che entra nel merito della manovra assunzionale del 2023. La direttrice centrale, ricordando di avere già chiesto la rimodulazione del fabbisogno triennale sul personale del triennio 2023, 2024, 2025, visto il mancato rispetto del vincolo di spesa assegnato alla delibera 480 della Giunta regionale dello scorso marzo, informa che il primo rendiconto infrannuale fa emergere un trend in netto peggioramento dal punto di vista della spesa. Da qui la non sussistenza delle condizioni per l'approvazione del piano e appunto il divieto di assumere e a prorogare i rapporti di lavoro flessibile, con l'ulteriore precisazione che eventuali assunzioni o proroghe di rapporti di lavoro inerenti ai profili professionali necessari a garantire i livelli assistenziali di assistenza potranno essere effettuati esclusivamente previa autorizzazione da parte di questa direzione, quindi blocco tout court delle assunzioni proprio per lo sforamento del vincolo di spesa e quindi qualora dovesse verificarsi l'esigenza stringente di dover assumere qualcuno deve passare attraverso questo ente di controllo. Oggi incontro con Urso e Assemblea ai cancelli per la crisi Varzila. Il ministro delle imprese Adolfo Urso a Trieste per il taglio del nastro dello stabilimento BAT, British American Tobacco, incontrerà i sindacati sul caso Varzila oggi alle 15:15 in prefettura. Presente anche Massimiliano Fedriga. Tutto come da anticipazione nei giorni scorsi, con l'aggiunta ieri del dettaglio della sede e dell'orario di un confronto che i lavoratori sperano possa servire ad aprire nuove prospettive per la produzione a Bagnoli della multinazionale finlandese dei motori. Già in mattinata
Dalle 10.30 alle 11.30 i segretari territoriali Marco Relli della CGIL FIOM, Alessandro Gavagnin della FIM CISLE, Antonio Rodà della WILM, che la scorsa settimana avevano scritto al prefetto Signoriello chiedendogli di mediare perché il titolare del MIMIT cogliesse l'occasione di BAT proprio per incontrare le sigle, parleranno in conferenza stampa con contestuale assemblea davanti ai cancelli della fabbrica. Intendiamo dare un segnale di visibilità e una testimonianza diretta di presenza dei lavoratori, spiegano, per sollecitare il governo sulla vertenza in corso, una vertenza delicata. Insiste Rodà nel ritenere molto importante incontrare il Ministro dopo che nei più recenti confronti il Governo ha partecipato con la sottosegretaria Fausta Bergamotto. Ancora sanità, stipendi non versati, personale in allarme in tutte le aziende, il caso Tempor, qui riportato nell'articolo. Nelle pagine successive invece del Piccolo l'attualità con l'invasione dell'Ucraina inseguiti dai droni con le truppe di Kiev nella zona grigia, dove essere individuati dall'alto significa esporsi al colpo certo del nemico. Ci riprenderemo Bakhmut e il Donbass, ma mai sottovalutare i russi, non sono così deboli come crediamo. Kiev colpisce il ponte che collega alla Crimea, nuovo allarme nucleare, Zelensky, i russi vogliono minare Zaporizhzhia, questo è l'allarme del premier ucraino. Tensioni a est, Vučić e Kurti a Bruxelles davanti a Borrell, nessun faccia a faccia ma solo incontri separati dei leader con l'alto rappresentante. L'Unione Europea incalza su nuove elezioni al nord, sollecitata anche la fine degli arresti arbitrari da parte di Pristina e il rilascio degli agenti fermati a Belgrado. Bucarest sfida Mosca sul gas, il via il progetto Neptune Deep, l'austriaca OMV e la romena Romgaz pronte a sfruttare un enorme giacimento nel Mar Nero, imminente il via alla fase di estrazione, ma non mancano le contrarietà dei gruppi ambientalisti. Qui una piattaforma per l'estrazione gas in mare, con questo progetto dove vengono anche a essere toccati degli equilibri geopolitici sul rifornimento e sullo scambio commerciale di materie prime. Progetto Mimosa, mobilità senza confini con soluzioni sostenibili, la sfida in questo caso è della Croazia. È successo però anche una tragedia oltre confine, elicottero ungherese caduto in Dalmazia, ritrovato senza vita anche il terzo pilota. L'ultima vittima dello schianto è un militare statunitense che viaggiava con i due magiari. Avviata un'inchiesta sull'accaduto, il ministro ungherese della difesa e il capo di Stato Maggiore dell'esercito raggiungeranno a breve la Croazia. L'incidente è avvenuto dopo la decisione di portare il velivolo sotto la soglia dei 300 metri da terra. Nella stessa pagina, a Rovigno, debutta il corso di studi per assistente dentale alla scuola media superiore italiana. Nella pagina successiva ferirono la prof, promossi 9 in condotta, lei, la scuola voleva nascondere tutto. A Rovigo, i ragazzi la colpirono con un pallino ad aria compressa, premiati a fine anno, la docente sta pensando di scrivere al ministro, si aspettava una posizione più rigida nei confronti degli studenti, che però, come si legge dall'articolo, non solo gli è stato dato il 9 in condotta, però avevano anche dei voti buoni come media scolastica, ma resta l'indignazione da parte della professoressa. Andiamo a leggere il dramma negli abissi, inghiottiti dal Titanic è il titolo. Un robot sottomarino individua detriti vicino al relitto, sono del Titan, il battiscafo è imploso, ancora oscure le cause, morti i 5 passeggeri. Gita estrema, il battiscafo Titan mentre si sgancia dalla piattaforma di lancio in questa immagine, questa foto. Qui invece ci sono i volti delle 5 persone che hanno perso la vita in fondo al mare. Il numero 1 di Ocean Gate, Stockton Rush, è la foto della persona qui in alto a sinistra. A suo fianco il miliardario inglese Hamish Hardin, a destra il businessman pakistano Shahzada Dawood, imbarcatosi assieme al figlio Suleiman, e poi in basso a sinistra l'esploratore francese Paul-Henri Nargeolet, che aveva già compiuto diverse esplorazioni anche di una certa difficoltà. 500 metri la distanza dei detriti dal sommergibile, dalla prua del Titanic, 105 minuti il tempo dopo il quale si sono interrotti i contatti tra il Titan e la nave d'appoggio.
qui nell'articolo viene descritto come il ritrovamento di questi detriti non ha lasciato più speranze di ritrovare vivi i 5 dell'equipaggio. La polemica, il caso a bordo, un joystick dal valore di 44 euro per virare e tubi da cantiere attaccati allo scafo come zavorra. Gli esperti hanno definito il mezzo low tech, costruito con componenti a basso costo. Quello che vedete è un controller. Lo sterzo del Titan era gestito da un controller wireless da gaming, marca Logitech del 2010, uno di quelli che si usa per giocare con le console fondamentalmente o con il computer. Il big cinese Midea rinuncia alla conquista di Electrolux, concluse senza esito le manovre per l'acquisizione della multinazionale dopo che Stoccolma ha chiesto garanzie su produzione, governance e strategie. Accanto leggiamo: vola l'export a nord-est, Croazia più 14%, porta l'ingresso nei Balcani con il rapporto di SACE sull'economia, in questo caso con il più 14% nella Croazia, che porta l'ingresso poi nei Balcani del comparto industriale. Dobbiamo fermarci per la pubblicità, ricominciamo però la rassegna stampa dalle notizie della cronaca locale subito dopo la pausa pubblicitaria, tra poco. Proseguiamo con la lettura del Piccolo. Nella pagina regionale, la stagione d'oro del turismo del Friuli Venezia Giulia, vacanze fra bellezza e paesaggi unici. A Lignano, una delle capitali del turismo regionale, confronto su tecnologie e rilancio degli investimenti. Il secondo appuntamento del tour, ideato dai quotidiani GNN nella località balneare, l'assessore regionale Bini ribadisce il peso economico di un settore che vale il 14% del PIL. Qui l'alfabeto del futuro 2023 è stata l'occasione proprio per parlare di turismo, era presente l'assessore Bini, come detto. Barcolana, modello da seguire, così si lanciano i grandi eventi. Marco Balic è il creativo che ha lanciato l'Expo del 2015 e anche il passaggio della bandiera olimpica da Pechino a Milano Cortina. La tecnologia è necessaria, ma alla fine bisogna salvare la creatività e la dimensione umana, ha detto lo stesso Balic. Esselunga, maxi sequestro da 48 milioni, il colosso dei supermercati indagato per una presunta frode fiscale. Accanto si legge: team sceglie il fondo americano KKR per trattare in esclusiva la vendita per la rete offerta fino a 23 miliardi. E nelle pagine successive: abbiamo perso il senso della realtà, scrive Pieraldo Robatti. La pagina invece comunale apre con l'intervista al generale della divisione delle Fiamme Gialle Giovanni Vitabile. In questa foto, confine, porto e PNRR, resta alta l'attenzione della Guardia di Finanza. A Vitabile, comandante regionale della Guardia di Finanza, dice: Friuli Venezia Giulia non è immune dagli interessi malavitosi. Evasione fiscale: negli ultimi 18 mesi sono stati registrati 289 casi. Qui l'intervista di Giampaolo Sarti, proprio al capo delle Fiamme Gialle. In un anno e mezzo intercettato 1 milione di euro in contanti in ingresso nel paese, non dichiarati questi soldi. Le altre poste: oggi la cerimonia del 249esimo anniversario alle 10:30 al comando regionale della Guardia di Finanza, che celebra il 249esimo anniversario della fondazione del corpo. La cerimonia si tiene nella caserma di Campomarzio. La presenza delle autorità locali è presieduta dal comandante regionale, che dunque farà gli onori di casa. Società fantasma: fra i numeri negli ultimi 18 mesi delle attività della Guardia di Finanza in Regione sono state consentite l'individuazione di 289 evasori fiscali totali, cioè che gestivano imprese o un lavoro autonomo completamente sconosciuti al fisco. Molti di questi operano attraverso piattaforme di commercio elettronico. Ammontano a 820 invece i lavoratori in nero o quelli irregolari. Poi finti bisognosi: in Friuli Venezia Giulia in materia di reddito di cittadinanza sono stati eseguiti 272 controlli mirati con la denuncia di 208 persone. I contributi indebitamente richiesti sono di 1,7 milioni di euro. In materia di riciclaggio sono stati eseguiti 124 interventi con la segnalazione di 156 persone e il sequestro di beni per 1,7 milioni di euro. Bonus edilizi, svelate frodi con ristrutturazioni finte, le operazioni antidroga, interventi e indagini del comando provinciale. Nello scalo scoperti dentro un camion 22,6 kg di oppio nascosti sotto a un doppio fondo.
Queste le varie attività della Guardia di Finanza. La Lega studia la soluzione per la presidenza di Esatto, spunta l'opzione di Raffaella Del Punta, avvocato ed ex presidente dell'ITIS, ha i requisiti previsti per l'incarico ma non sarebbe l'unico profilo in lizza. Everest Bertoli della Lega a luglio la nomina con l'avvocato Del Punta che al momento sembra essere la favorita per ricoprire il ruolo di presidente di Esatto. In vigore dal 26 giugno tutti i divieti per il circo in Piazzale delle Puglie per consentire lo svolgimento dello spettacolo circense Circo di Vienna, in programma dal 30 giugno al 16 luglio in Piazzale delle Puglie, nella parte tra la viabilità principale e l'intersezione via Dode e via Dalviano. Sono stati disposti dal Comune alcuni provvedimenti di viabilità che in questo articolo vengono poi riassunti. Lodi sull'ex Coop di Altura, il progetto va chiarito, i residenti, primo passo dopo l'audizione dell'imprenditore Saliasi. Non è vero che l'amministrazione comunale non ha interesse a riqualificare l'edificio dell'ex Coop di Altura, a ribadirlo l'assessore ai lavori pubblici Elisa Lodi, a commento della commissione comunale di mercoledì che ha ospitato l'imprenditore Maio Saliasi dell'immobiliare Flora a cui appartiene lo stabile. La pagina invece seguente, Matteoni lascia la giunta di piazza, al suo posto scelta Caterina De Gavardo, la deputata di Fratelli d'Italia deteneva la delega dell'educazione che andrà al collega De Blasio, la sicurezza invece alla new entry Caterina De Gavardo, consigliera comunale di Fratelli d'Italia e presidente della commissione bilancio. L'attacco di Nicolini di Adesso Trieste, migranti, il sindaco non li aiuta e li denuncia, dice il componente di Adesso Trieste. Porto Vecchio, ok al cantiere per il viale monumentale, sottoscritto il verbale di validazione del progetto esecutivo, asse stradale, viabilità ciclopedonale, alberatura Aiuole, operazione da quasi 20 milioni di euro nel piano di trasformazione dell'antico scalo. Cosa scrive oggi Lorenzo De Grassi? Un'altra tappa fondamentale nell'iter di realizzazione del progetto Porto Vivo, destinato a trasformare e rivitalizzare l'intera area di Porto Vecchio. È stato infatti sottoscritto ieri il verbale di validazione del progetto esecutivo riguardante l'esecuzione dei lavori per la rimessa a nuovo del vialone centrale dell'antico scalo, asse portante di tutto il progetto, per il quale, come noto, l'amministrazione comunale ha previsto percorsi pedonali e ciclabili, filiari di alberi e di aiuole. Un piano di riqualificazione la cui delibera di partenza era arrivata sui banchi della Giunta lo scorso marzo e che ora appunto scrive una nota decisiva, tappa in vista di quanto dovrà essere realizzato entro il 2026, come prescritto dai fondi PNRR, dall'utilizzo degli stessi fondi. Cabinovia, il Comune renda noti i contenuti delle riunioni con Leitner, il pressing del capogruppo di Adesso Trieste Riccardo La Terza, che ieri ha voluto chiarire gli aspetti che lo riguardano, visto che in Consiglio Comunale lunedì, dopo una sua interrogazione, è stato accusato di aver diffamato il lavoro dei dipendenti e dei dirigenti comunali. Ieri La Terza ha spiegato le sue ragioni. Il capogruppo di Adesso Trieste Riccardo La Terza non ci sta a sentirsi accusato di aver diffamato il lavoro dei dirigenti comunali riguardo l'iter della cabinovia in virtù dell'interrogazione che lo stesso ha inoltrato nell'ultimo consiglio comunale. Nel merito, la perplessità dei civici di opposizione riguarda l'affido dei lavori all'azienda Leitner. Noi rivolgiamo domande alla parte politica, come si fa con le interrogazioni, lo facciamo perché sono state fatte delle dichiarazioni dal nostro punto di vista significative, cioè che attraverso la realizzazione di quest'opera Leitner avrà una vetrina esclusiva per poter sostanzialmente ricollocarsi sul mercato degli impianti di mobilità urbana, posto che gli impianti di risalita sciistici sono sempre più difficili da realizzare, cosa che ci sembra significativa da sottolineare a fronte invece di un interesse pubblico particolarmente dubbio, e non lo diciamo noi ma lo dicono gli uffici competenti a livello regionale, a livello di soprintendenza, che hanno giudicato un impatto ambientale negativo e un impatto trasportistico assolutamente trascurabile. Non solo, ma La Terza ribadisce che non gli siano state date alcune delle risposte dall'interrogazione fatta in Consiglio. La prima è quali siano stati i contenuti delle ultime riunioni che si sono svolte tra il Comune e la Leitner, posto che ad oggi non è ancora stato firmato un contratto di assegnazione dei lavori, ma lo scopriamo, l'abbiamo scoperto dai giornali, è stato firmato un pre-contratto. Vorremmo conoscere quali sono i contenuti di questo pre-contratto, perché sostanzialmente pare stiano legittimando l'azienda ad andare avanti nonostante tutti i pareri contrari. Ci chiediamo perché nella conferenza dei servizi di fine maggio, assieme ai dipendenti dell'area territorio ambiente, quindi quella che sta seguendo effettivamente l'iter dell'Ovovia, fosse presente anche Vittorio Sgueglia della Marra, che ci risulta essere il portavoce del
del sindaco e non ci risulta abbia delle funzioni amministrative legate all'iter dell'opera. Riteniamo di non doverci scusare con nessuno per la funzione di controllo che esercitiamo insieme a quella ovviamente di proposta e di critica che peraltro ci viene attribuita dalla legge e che non sarà certo la giunta di piazza a toglierci. Abbiamo ora una notizia di cronaca che è stata divulgata proprio pochi minuti fa. Missione di soccorso sanitario questa mattina attorno alle 6 a Trieste in zona via Dalviano, quindi un paio d'ore fa circa. 2 persone che si trovavano a transitare a piedi lungo la viabilità hanno notato un corpo riverso a terra, hanno chiamato il numero unico di emergenza 112, gli operatori hanno transitato la telefonata alla struttura operativa di emergenza sanitaria, gli infermieri hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e un'automedica, hanno allertato le forze dell'ordine con l'arrivo della polizia. Il personale medico e infermieristico giunto sul posto dopo 4 minuti ha preso in carico l'uomo privo di coscienza in arresto cardiocircolatorio. Resta da accertare quando l'uomo sia stato colpito dal grave malore non testimoniato. A nulla sono valse le manovre salvavita, non è rimasto altro che da fare se non decretare il decesso di questa persona, cui dettagli ulteriori non sono stati ancora forniti. Ancora sempre rimanendo alle notizie di cronaca, in questo caso però con un incidente stradale a Grado con 5 persone coinvolte, 5 persone di giovane età sono state assistite dal personale medico e infermieristico per le ferite che hanno riportato a seguito di un incidente stradale frontale accaduto intorno alla mezzanotte a Grado lungo via Monfalcone, indicativamente all'altezza del Golf Club e il Camping Primero. Per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Monfalcone, che si sono stati attivati in quanto di competenza, sono scontrate 3 vetture in un impatto di una dinamica maggiore di tipo frontale. Una vettura è finita in un fosso a bordo strada. Gli infermieri sono giunti sul posto provenienti da Grado, Cervignano e Monfalcone, l'automedica proveniente da Gradisca. Nella vettura finita in un fossato una persona incastrata è rimasta incastrata, le altre 4 persone viaggiavano sulle altre 2 auto. La persona all'interno dell'abitacolo non è riuscita a uscire autonomamente, le altre sono state invece trovate in stato confusionale fuori dalle automobili. Tutti sono stati presi in carico dal personale medico e infermieristico, 3 persone sono state trasportate a Monfalcone in codice giallo precauzionale, una persona con l'ambulanza all'ospedale di Palmanova sempre in codice giallo precauzionale, una persona è stata trasportata invece in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia Udine sempre in codice giallo. Attivati per quanto di competenza anche i vigili del fuoco che sono intervenuti per la rimozione anche delle auto incidentate. Tutte le persone coinvolte in questi sinistri fortunatamente non hanno riportato ferite gravi tali da poterle considerare in pericolo di vita, da quanto si apprende al momento. Andiamo a leggere le altre notizie sempre dal Piccolo di oggi. Le seconde prove della maturità 2023 viste dai docenti ai licei classico e scientifico, test non banali, sono i commenti degli stessi docenti. Patto fra atenei ed enti per il diritto allo studio garantito a chi merita, in sala Tessitori il focus del Consiglio Andisu. Precariato e poco ricambio, Trieste e Friuli Venezia Giulia fanno i conti con l'insicurezza dei giovani. Al Circolo della Stampa l'approfondimento su occupazione e nuove generazioni. In regione circa il 75-80% dei contratti non è in grado di garantire stabilità. Il capitale umano, dice l'assessore regionale Rosolén, tutti hanno le loro responsabilità, pubblico e privato, una programmazione industriale, aziendale non può essere legata solo al fatturato ma anche al capitale umano. Osama Khalil, 26 anni e una laurea triennale in filosofia, sta terminando quella magistrale. Ieri ha raccontato le sue esperienze nel mondo del lavoro, ha rivelato orgoglioso di aver appena trovato occupazione, di fatto grazie al servizio civile universitario che ha svolto grazie all'ENAIP. Qui uno dei momenti degli incontri di ieri. Gli architetti dialogano con la città per i 100 anni della professione, domani un gazebo in centro e una visita ragionata tra i palazzi, la ricorrenza della presentazione delle iniziative dell'Ordine degli architetti. Ci spostiamo a Muggia, tutti i divieti per Heads of State, primi provvedimenti in centro al via il 26 giugno, stop e sosta e transito dei mezzi e pedoni per le riprese del film. Qui Piazza Marconi
a Muggia, inclusa nelle aree oggetto dell'ordinanza emessa dal comandante della polizia locale Maria Grazia Vergerio, proprio per la miglior fruibilità da parte del set cinematografico per girare il film. Bussani attacca l'assessore Steffè e Polidori non ci sta, l'aula si chiude prima, ennesima seduta movimentata in consiglio, tensione fra l'esponente Dem e la giunta. Continua a Muggia il valzer delle uscite del consiglio sia da parte della maggioranza che anche della minoranza, che stavolta ha abbandonato l'aula, il contrario, la maggioranza ha abbandonato l'aula su input del sindaco Polidori, facendo mancare il numero legale per la discussione di risoluzioni e mozioni. Polidori ha preteso che il capogruppo del Partito Democratico Bussani porgesse le sue scuse all'assessore Elisabetta Steffè. Bussani aveva consigliato a Steffè di affidare a qualcun altro i suoi interventi per il suo incedere un po' tentennante. Polidori ha definito orribile e inqualificabile l'iniziativa del Dem, minacciando appunto di far uscire dall'aula la maggioranza per far mancare il numero legale. Le scuse di Bussani non sono arrivate, così Polidori, con un perentorio via via, ha invitato i suoi ad abbandonare l'aula e a chiudere anzitempo l'assise. Questo è successo in consiglio a Muggia. Il prefetto Signoriello in visita a Sgonico, l'incontro con la giunta e con il sindaco Crovatin. Dal cimitero ai dottori, Prosecco rialza la voce, dibattito nella circoscrizione Altopiano Ovest, continua la protesta da parte della circoscrizione Altopiano Ovest nei confronti del comune di Trieste, in particolare su due temi da tempo sul tavolo: la manutenzione del cimitero e l'assenza di un'adeguata assistenza sanitaria, problemi entrambi riferiti al territorio di Prosecco, dove è noto da tempo manca il medico e ci sono problemi legati alla manutenzione del cimitero. Arrivata in Ucraina l'8ª spedizione di aiuti umanitari, qui la foto con il Friuli Venezia Giulia che ha contribuito grazie al carico allestito in virtù del lavoro e alle donazioni raccolte da Amici del Cuore, City Sport, CSI Onlus, le parrocchie di Valmaura e di San Vincenzo de Pauli. La conferenza di San Vincenzo de Pauli slovena ha raggiunto la regione proprio di Kharkiv, a pochi chilometri dal confine russo, dove i combattimenti nell'ultimo periodo hanno subito un'ulteriore recrudescenza. Domenica Ottici a congresso, invece lo vediamo nella foto subito a fianco. L'obiettivo è gettare le basi per un gruppo regionale di Confcommercio Federottica. Presidenti di Trieste e Gorizia Fabrizio Stolfa, di Udine Marco Cataldi e di Pordenone Stefano Aquilini organizzano il primo congresso della categoria domenica alle 9:30 e fino alle 17:30 all'hotel La Dimorette a Udine. Ancora San Luigi Aerto, sport, memoria, cultura e ambiente, gli ingredienti della partita per il Vajont, giocata a Aerto fra i primi calci del Longarone Alpina e il San Luigi, per non dimenticare quanto accaduto 60 anni fa. Al via i primi 2 itinerari guidati a Muggia grazie al progetto di promoturismo FVG. L'associazione Made in Friuli Venezia Giulia rafforza i legami tra i giovani triestini all'estero e c'è chi sogna di tornare a casa. Questa la foto con gli assessori Roberti e Rosolenne, presentazione al Caffè degli Specchi con Micol e Sharon Brusaferro che si sono fatte parte attiva per l'organizzazione di questa iniziativa. Stop alla raccolta dei tappi, il grazie dell'Unitalsi. Per lo spazio e la cultura invece il cartellone del Rossetti, apre Aber con il suo Zeno, Orsini, Massini, La Via, Papaleo e Isabella Rossellini tra i big. Presentato il nuovo cartellone dello stabile del Friuli Venezia Giulia che si inaugura il 3 ottobre, oltre 70 titoli presentati dal presidente Granbassi e dal direttore e regista Paolo Valerio. Qui alcune delle anticipazioni grazie ai titoli: Chicago, Cabaret, Billy Elliot e Cats con Malika Ayane, la stagione del Rossetti fra musical e danza. Shorts Film Festival, 128 corti da gustare, in arrivo da Mare Fuori la star Massimiliano Cagliazzo. Dal 1° all'8 luglio il festival in 4 location con 40 nazioni. A Fabrizio Gifuni il premio interprete del presente. Il premio Darko Bratina al regista bulgaro Stefan Komandarev, qui in foto per il capitolo del cinema, per i teatri del suono prologo a Contobello con Tiziana Bertoncini. Fuochi di San Giovanni, musiche antiche danze all'agriturismo Milica Sagrado
alle 20. Paradosso Unione, Sport, rebus proprietà di S Mister, ma c'è una rosa di 20 giocatori sotto contratto. Nonostante le partenze di Celeghin, Tavernelli e Matosevic e Tessiore, molti di questi se non tutti per fine prestito, la base resta consistente. Rientrano Ganz e Sabbione, che erano andati via nel mercato di gennaio, ma che rientrano proprio perché erano andati in prestito altrove. Quindi il paradosso, come scrive il Piccolo, è una società che ha 20 giocatori a contratto ma ancora non ha definito il direttore generale e l'allenatore, poi ancora i movimenti societari sono da definire. Proprio nel capitolo del Mister, nel valzer dei nomi, spunta anche l'ex alabardato Gorgone. Il momento di impasse in casa alabardata non spegne le voci sui candidati alla panchina della Triestina per la prossima stagione. Dopo quello di Andrea Soncin, allenatore della primavera del Venezia, spunta un altro rumors di tecnico delle giovanili, e quello della vecchia conoscenza alabardata Giorgio Gorgone, che dopo tanti anni a fare il vice di Stellone negli ultimi tempi ha allenato da titolare la primavera del Frosinone con ottimi risultati, e circola anche il suo nome come possibile allenatore della Triestina. Pistoia corre contro il tempo ma si iscriverà. Il club toscano festeggiata la promozione a un budget esiguo per la 1, Trieste ripescata in caso di eventuale forfait. Una festa promozione che mercoledì sera al Pala Carrara ha riunito in un abbraccio squadre e tifosi e rappresenta il primo passo verso l'iscrizione. A dispetto dei rumors e delle speculazioni che raccontano di un'imminente rinuncia alla prossima Serie A di basket, Pistoia guarda con determinazione e fiducia alla prossima stagione. Il margine, considerati i tempi di un playoff durato fino alla metà di giugno, resta stretto. Nel giro di una settimana la società toscana dovrà completare tutti gli adempimenti legati all'iscrizione con scadenza il 30 giugno, primo passo per iniziare a programmare il prossimo campionato. Una volta confermata la sua presenza nel campionato 23-24 sarà il momento di quantificare il budget da affidare al DS Samburgaro. Già al lavoro per alcune conferme, su tutte quella del tecnico Nicola Brienza, primo artefice di una cavalcata che ha portato il Pistoia in Serie A qualche anno dall'autoretrocessione e dal riposizionamento in Serie A2. La Trieste può ancora sperare, ma le possibilità sono esigue. Pallavolo, si ferma il sogno del CUS Trieste agli universitari, niente da fare nelle finali nazionali nelle Marche contro 3 formazioni attrezzate con giocatori della massima serie. Ancora basket in A2, Udine, insediato Vertemati e subito divorzio da Gentile, qui Alessandro Gentile in foto. La pallanuoto, gli under 18 alabardati senza l'azzurrino fumo alle semifinali scudetto, qui il gruppo squadra della pallanuoto Trieste. Così non VAR agli europei under 21, non c'è la tecnologia e il calcio fa un salto nel passato, ne fa le spese l'Italia, KO con la Francia, penalizzata dall'arbitro che non vede un rigore, un fallo sul gol subito e nel finale la palla del nostro pareggio oltre la linea. Ormai il VAR lo hanno adottato tutti, in questo caso la competizione non l'ha previsto, però quando ci si abitua in un modo poi far digerire i torti arbitrali diventa difficile. Teo Hernandez, corteggiato dall'Atletico Madrid dopo Tonali, forse via dal Milan un altro big, tifosi in subbuglio per le cessioni eccellenti, ma i soldi serviranno, si punta su Frattesi e Thuram. Il club madrileno potrebbe offrire 70 milioni per il francese esterno di fascia, uno dei giocatori migliori del Milan di questi ultimi anni. Intanto Sandro Tonali, che ha ricoperto il ruolo di centrocampista e più di una occasione è stato la bandiera della squadra in questi anni, invece si accaserà al Newcastle, squadra della Premier League inglese che arrivando quarta in campionato giocherà la Champions League, quindi ha anche una appetibilità diversa rispetto alla sua storia recente. Newcastle upon Tyne, che si è sempre distinta per essere squadra insidiosa nel campionato di Premier League, ma che non aveva raggiunto insomma, nel suo recente palmarès le posizioni alte della Premier per poter accedere alla Coppa Europea più ambita, quella della Champions League. Per la pallamano Trieste, un mercato double face, perfezionata
l'iscrizione alla Serie A Silver, si confida nel ripescaggio in Gold, un successo la sagra a Chiarbola, molto partecipata. Siamo ormai alle programmazioni televisive, abbiamo visto di scorcio anche Repubblica prima, le vedremo fra un attimo. Intanto il Friuli, che nel settimanale che scrive tanta voglia di cambiare, chi sta cercando un lavoro molto spesso ce lo ha già, ma vuole migliorare lo stipendio o avvicinarsi a casa. Ecco cosa c'è dietro al successo dei Recruiting Day. In questa edizione si parla molto di lavoro, cambiare è più facile, in aumento delle assunzioni anche grazie a nuovi modi di fare incontrare domanda e offerta, l'occupazione cresce ma non copre tutte le esigenze, ancora gli spunti all'interno del Friuli che spaziano e che portano a anche diversi speciali come quello di grado, tutti segreti da scoprire, scrive il settimanale. La Repubblica invece nel titolo di apertura, affaristi di governo, la destra degli scandali, il MES, la maggioranza non vota, Salvini sconfessa il MEF, CDM rinviato, le rilevazioni sugli abusi della società di Sant'Anché spingono a chiedere le dimissioni della ministra, Meloni in difficoltà, corruzione appalti Covid, arrestati l'ex direttore delle dogane Minenna e il leghista Pini, nelle carte anche il nome di Giorgetti. Mosca sfrutta i paesi ex URSS per aggirare le sanzioni, per le mosse dopo la guerra in Ucraina, il Titan, ritrovati i resti della coda, è esploso, tutti morti subito, la tragedia nel sottomarino. Bomarzo, il papà dei mostri a 500 anni, lo si legge su Robinson. Quando i soldi ridisegnano la mappa del calcio, l'Arabia Saudita e la scelta di grandi giocatori di andare in quei campionati meno di livello, però dove lo stipendio ha tanti zeri e quindi diventa leva economica molto importante per la scelta della squadra. È il caso di Cristiano Ronaldo, ma anche il caso di Leo Messi, che è andato negli Stati Uniti all'Inter Miami a giocare con la nuova squadra nella Major League Soccer, la Serie A del calcio statunitense. Noi ci fermiamo ora per la pubblicità, saremo tra poco in compagnia di Alberto Filetti del Partito Democratico, consigliere in 4ª circoscrizione. A tra poco. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste, 8:05. Buongiorno ad Alberto Filetti, consigliere della 4ª circoscrizione Partito Democratico. Ben trovato. Buongiorno a tutti, buongiorno Leonardo. Bene, grazie, a posto, un po' accaldati, ma... Vabbè, questa è una condizione che accomuna tutti, però posso dirle, Filetti, quando sento comunque le lamentele sul caldo, che ci stanno, perché poi magari è tanto umido, però poi c'è chi sceglie una stagione o un'altra, cioè io preferisco questa stagione che quella troppo fredda, però è un gusto personale, per amore del cielo. Io invece preferisco l'altra perché più che tanto svestirsi non ci si può, quindi... No, sì, questo è anche vero, ci si può vestire un po' di più e svestire, esatto. Svestire arrivi a un certo punto fisiologico. Esatto. Senta, focus su alcuni aspetti, sia cittadini che circoscrizionali. Da dove vuole partire? Ci sono vari temi che potremmo affrontare, potremmo parlare di ultime questioni legate a lavori pubblici, come ad esempio alla nuova che abbiamo scoperto, diciamo, più dalla realtà del marciapiede che da altro pista ciclabile che è in fondo alle rive adesso ormai, in attesa che venga completato il resto. Io ho dato un'occhiata al progetto sulla carta, poi quando è stato realizzato, adesso in quella piccola parte che adesso è stata realizzata, perché parliamo della pista ciclabile che sta in fondo alla Sacchetta e che va fino diciamo all'ex acquamarina sostanzialmente. Esatto. Dico ex perché ormai la demolizione è in procinto adesso, e anche questo è un altro punto che poi si potrà trattare, e che in realtà partirà da Piazza Libertà e poi si congiungerà all'esistente e tanto vituperata e criticata qualche anno fa pista ciclabile nei pressi della superstrada per poi agganciarsi alla Cotur, però l'attraversamento davanti alla superstrada è ancora là come 6-7 anni fa, in realtà, cioè è anche più. Quindi, insomma, ecco, questo è un tema, io capisco che magari ci siano stati problemi di spazio, di dove disegnarle, eccetera, però avere un tratto di circa 200 metri di pista che corre
sui Masegni, nel tratto davanti al mare delle società nautiche, Triestina della Vela, eccetera, andando verso il fondo della Sacchetta, verso l'acqua marina, appunto, forse non è stata la soluzione più pregiata, anche perché diversamente forse era l'unica progettuale, ribadisco, però, ma questo va appunto indagato eventualmente, discutendo con chi doveva in un sede di sopralluogo, però il punto è che in quel tratto, tra l'altro, forse c'è un vincolo, non si può fare, però anche questo, tutte cose da chiarire, non è una pista separata dal resto. Vero è che quella è un'area in concessione che serve per le società nautiche, però sappiamo che nella realtà ci passeggiano i triestini. Sì. E infatti io oso immaginare quando un domani ci saranno più biciclette, perché poi adesso tra l'altro c'è il problema che io là ho guardato le biciclette e andavano lato rive nella parte marciapiede, ovviamente. Okay. Quindi dice una volta fatta la si usa, insomma. Sì, una volta fatta la si usa, ma soprattutto poi ci sarà anche il problema che quando la si userà più spesso ci saranno quindi decine di biciclette, nella migliore delle ipotesi. Chiaramente ci saranno i pedoni un passo più in là e non c'è una separazione, quindi... Ok, quindi diciamo che in teoria la richiesta da parte dell'opposizione in questo caso è di realizzare una pista ciclabile che non sia promiscua, che sia divisa fra ciclabile e pedonale. Sì, diciamo che ci sia una separazione fisica di minima, poi non so se è possibile perché chiaramente immagino che i Masegni possano godere di una sorta di vincolo, chiaramente, quindi non so se è possibile mettere strutture solide. Un cordolo o qualcosa. Esatto, però sì, qualcosa bisognerebbe fare onde magari evitare domani potenziali problemi di sicurezza, ma banalmente anche un errore che capita che uno perde leggermente il controllo, c'è il pedone un metro più in là letteralmente. A tal proposito, apro e chiudo una parentesi, ha visto che a livello nazionale il ministro Salvini ha stretto sui monopattini e su diverse altre questioni che riguardano i neopatentati, dopo quel caso degli youtuber che hanno provocato quell'incidente mortale. Quello è stato forse... Quello è stato va scisso, però dopo, diciamo, quello è stato il momento nel quale il ministro ha detto ok, spingiamo per la riforma o comunque la modifica del codice della strada. Certo, il tema... è ovvio che quello del SUV è un capitolo molto più importante, esatto. Però in tutto il pacchetto ci sono anche le novità che riguardano i monopattini e le bici. Obbligo di caschetto, obbligo di luci, io parlo per i monopattini perché non ce l'avevano rispetto alle bici, e anche di assicurazione. I monopattini sono, diciamo, un'eredità recente dal periodo del lockdown e successivi, diciamo, ecco. Ecco, diciamo 20-21, gli ultimi 2-3 anni. Certo, i monopattini ultimamente io li vedo, ma come chiunque di noi anche in questi giorni, che ormai transitano tranquillamente sulla sede stradale, come tutti, a ovviamente velocità tra l'altro visibili, quindi attentando un po' a quella fluidità del traffico che il codice della strada effettivamente prevederebbe, che anche noi ci aspettiamo, perché ad esempio venendo qua in via Besenghi ho incontrato, guardando il mio contachilometri, davanti a me nel mio senso di marcia una macchina che andava tra i 20 e i 30 all'ora e dicevo ok, va bene, però ecco, se va a velocità monopattino va al massimo 25 per capirsi. È chiaro che uno magari dietro che va a 40 all'ora, e se la via è più stretta o se c'è tanto traffico, diciamo che l'incidente è più facile, e allora il senso della targa e dell'assicurazione può avere un senso. Non condivido invece, anche andando io in bicicletta, ovviamente non a Trieste perché non è fattibile per strada ad esempio, scelgo zone più tranquille, diciamo, o vado in altre zone, ce la porto col treno, roba del genere, insomma, dove si può fare. Però ecco, lì ad esempio lascerei stare il discorso delle frecce sulle biciclette, che infatti è durata un anno, un secondo e poi è tramontata, ecco. Però ci sono invece altre questioni di logica, come una targa e di conseguenza un'eventuale assicurazione per il monopattino, che di protezione ne ha effettivamente zero. Esatto. Tempo fa ad esempio ne ho visto un altro, perché poi le persone diventano creative anche, no? Cioè, si è messo cosa? Il portabici? No, in realtà era sempre uno di quei monopattini in linea di quelli modello più economico, no? Chiaramente, dove stanno un piede lungo l'altro, quindi proprio... Costui aveva messo il proprio monopattino per orizzontale, ovviamente,
tipo la cassa di un trapano, qualcosa del genere. Okay. Esattamente in via Carducci all'angolo con via San Francesco, fortunatamente fermo il semaforo, però si è capottato. Non c'era nessuno in quel momento, per fortuna, cioè era stranamente quell'incrocio che di solito è sempre pieno. Sì. In quel caso non c'è, però ecco, indicativo, sì. Cioè, sono queste situazioni che possono capitare, quindi Filete, abbiamo una telefonata, andiamo a sentirla. Buongiorno. Sì, buongiorno, pronto? Prego. Sì, senta, io sono un geometra in pensione di 84 anni. Sì. Vorrei sapere, per cortesia, visto che non riesco a capire, quando aprono la galleria di Piazza Coraggio. Va bene, ne proviamo a discuterne con Filetti. Un momentino a sapere com'è la situazione. Penso che gli interessa, no? Sia assolutamente. Così cortese, la prego. Grazie. Io talvolta non è che mi sorprendo, mi stupisco più di tanto, ma mi rallegro nel vedere come molti telespettatori pensano che possiamo avere tutte le risposte ai quesiti. È chiaro che noi, come tutti i cittadini, noi come giornalisti, ma noi, il Piccolo, Trieste Prima e tutti gli altri, siamo dietro alle notizie, in questo caso dei lavori pubblici, quindi quelle che riguardano il tram, quelle che riguardano la galleria, quello che può riguardare i ponti, visto che parliamo di cantieri, Oroiano, la riqualificazione dell'ex area della polizia stradale. Al momento noi non abbiamo una data di apertura della galleria. L'ultimo confronto l'ho avuto col sindaco ieri mattina in diretta in queste trasmissioni, gli ho chiesto come siamo con la galleria, non si è sbilanciato come tempistica, ha detto ormai ci siamo. Quando, glielo dico al telespettatore, ma lo dico a tutti i telespettatori, quando avremo conto dell'ufficialità dell'apertura della galleria, ovviamente lo diremo, non è che ce lo teniamo nascosto per noi che siamo gelosi delle notizie, lo diremo. Quindi per rispondere col sorriso al telespettatore, non sappiamo quando aprirà la galleria, meno che Filetti non ha una fuga di notizie e ce lo dice in anteprima. Mi piacerebbe, confesso, più che altro per i cittadini, perché ho diverse persone, pur essendo fuori circoscrizione, però, che mi segnalano le loro peripezie quotidiane, i loro problemi di ogni giorno, devo venire in città per lavoro o altro. No, però anche questa, effettivamente secondo me come battuta la data non sa neanche il comune in questo momento, in sostanza, cioè, perché ci sono state magari delle avvisaglie, però... La proroga che scadeva il 15 era stata posta fino al giorno 30, se non sbaglio, o 25 o 30. Oggi siamo il 23. Appunto, se oggi essendo il 23 io mi aspetterei che praticamente davanti alla galleria non ci sia praticamente quasi più nulla di cantiere, invece le strutture ci sono ancora, quindi il 25 forse mi sembra un pochettino... Forse il 30, però poi andranno fatti anche i collaudi, no? Chiaramente, certo. E quindi mi sembra che la data forse sia un po' estrema in questo momento. Allora, leggo una mail, do anche io una risposta perché così cerchiamo di essere concreti. Buongiorno, mi domandavo, ma il Partito Democratico non ha una segretaria provinciale nella persona di Caterina Conti? Domando perché non la si vede mai e non la si sente mai parlare. Esiste, sì, doveva essere presente in questi giorni a Sveglia Trieste. Caterina Conti è insegnante, quindi durante la settimana ha difficoltà a poter venire nella trasmissione Sveglia Trieste, lo so perché ho avuto contatto con la portavoce, diciamo, il contatto stampa che il Partito Democratico ha con noi e con gli altri colleghi giornalisti, e stavamo proprio lavorando per una data utile per far venire ospite qui Caterina Conti, e probabilmente nella prossima settimana o le prossime settimane sarà presente anche per, diciamo, lo scemare pian piano degli impegni scolastici, però insomma c'è e insomma, mi auguro che si farà viva anche lei con noi per poter condividere anche con i telespettatori diverse tematiche. Abbiamo Marco Stabile da Barcola, prego Filetti. Senza dubbio, peraltro anche tra l'altro una dichiarazione stampa recentissima di Caterina Conti. Assolutamente. In questo periodo comunque, come diceva Bernardo Gullotta, è periodo di scrutini per gli insegnanti, quindi chiaramente è il momento in cui si decidono i voti degli alunni, quindi è il momento più, diciamo, importante dopo l'anno scolastico, per cui... Dicevo, siamo in compagnia di Marco Stabile da Barcola, abbiamo visto nelle immagini, almeno io le ho viste, le bracciate di alcuni nuotatori, e quindi do la linea al nostro caporedattore. Buongiorno. Buongiorno agli amici di Tele4, come avete visto subito
prime bracciate del mattino, nuotata sul lungomare di Barcola, lungo i Topolini. Stiamo documentando quelli che sono già al mare in questa bella mattinata, anche se c'è un'allerta meteo che dà la possibilità di qualche temporale. C'è chi ne ha già approfittato per sciogliere i muscoli sulla riviera e fare una prima nuotata. Siamo in mezzo ai Topolini a documentare chi in questa stagione estiva già di prima mattina è pronto qui al mare. Adesso andremo a sentire anche i loro pareri, perché so approfittare tra l'altro del primo mattino, della prima acqua, diciamo così, utile, e insomma è qualcosa di particolare. Andiamo a fare un giro. Buongiorno signori, buongiorno, di prima mattina già sul posto? Sì, siamo già sul posto. Cosa si aspetta di quest'estate? Troppo caldo, troppo caldo. Allora, siete abitué, voi da che ora siete qua? Subito a Barcola? 7:15 alla mattina, ma non abitué. Veniamo ogni tanto come il tempo, come la voglia. Bene. Diciamo così, anche l'idea di godersi questo momento ancora con non troppo caldo. Per il momento sì. Grazie signori che sono qua. Andiamo a fare un po' una carrellata, insomma, di quello che è la vita barcolana di mattina. Buongiorno signora, buongiorno. Lei è un abitué dei Topolini? Esatto, ogni mattina alle 7 sono qua, vado a fare una passeggiata fino là in fondo, ritorno indietro e poi mi metto in postazione. Ha la sua postazione, il suo Topolino? È là, sempre là. Questo sarebbe il terzo? Il terzo. Benissimo. Signora, che aspettative ha per questa estate? Qua, ogni giorno. Ogni giorno? Esatto, fissa qua, esatto. Benissimo. Grazie. Grazie alla signora. La signora incarna il detto, la vita che voglio in effetti sì. Magari io cambierei esatto. Sono proprio... Marco, ti comunico solo da un punto di vista tecnico che il microfono sta un po' sta un po' grattando, dai, diciamolo in termini potabili, ecco, quindi te lo segnalo per dopo i prossimi collegamenti. Ci fermiamo in un punto così siamo più tranquilli. Quindi tuffo a sveglia a Trieste, che per chi dice insomma che bisogna aspettare un certo orario, non è così, perché questo è il bagno migliore di tutti. Sono le 8:20 e siamo in diretta dai Topolini di Barcola, dove in molti già hanno approfittato di questa giornata di bel tempo, almeno per il momento, per concedersi il lusso di un bagno lungo la riviera barcolana. Abbiamo visto chi va con la canoa, chi invece si lascia andare ovviamente ad una peraltro lunga nuotata, perché gli amici che abbiamo visto prima all'altezza del primo Topolino ora sono praticamente al CEDAS, e dunque si tratta di gente insomma che di fiato ne ha. Buongiorno signori, com'è l'acqua? Com'è l'acqua? Fantastico. Benissimo, questo non l'avevo ancora fatto, ma insomma c'è sempre una prima volta nella vita a livello di queste situazioni in cui mi trovo puntualmente io con la gente. E vabbè, vedete insomma, brandine già disposte, situazione già pronta per una giornata al mare qui al terzo Topolino di Barcola. Sì. Ok, allora vi ripassiamo la linea, adesso riprendiamo con un altro microfono. D'accordo, grazie a Marco Stabile, abbiamo solo avuto questo problema un po' di tecnico, diciamo, di microfono, vediamo di sistemarlo per fruire meglio anche dell'audio da Barcola. Filetti diceva sulla zona della Sacchetta? Beh, dicevo sì, la zona della Sacchetta tra l'altro dovrebbe, e uso sempre il condizionale appunto per ragioni di prudenza, come si diceva poco fa, perché i lavori pubblici non hanno mai un termine in teoria, vedere anche l'insediamento di altre strutture come Esatto ad esempio, ma quello sembra che siamo a buon punto. Però poi ci sarà la demolizione della piscina acquamarina, con in teoria la ricostruzione di una nuova, e qui si pone un tema, sia la gestione dei parcheggi dell'area, perché alla fine sì, è vero, gli utenti di Esatto avranno qualche decina di parcheggi ricavati intorno all'area dell'ex meccanografico e prospiciente al mercato ortofrutticolo. Anche qua
però sono anni che si parla di potenziali trasferimenti al mercato ortofrutticolo eccetera e non abbiamo nuove. Poi sarebbe anche bello vedere quando ormai il dissequestro dell'acqua marina è ormai datato un paio d'anni, a fine 2021 circa, non si è ancora visto in 2 anni o 1 anno e mezzo se si vuole una progettualità nuova, e lo stesso vale anche per la zona della Sala Tripkovic, ex Sala Tripkovic. Cioè il punto di domanda su cosa si può fare. I tempi sono gli stessi, cioè la Sala Tripkovic ha avuto l'ok alla demolizione ormai un paio d'anni fa. Io adesso mi sarei aspettato in questo, più o meno sì. L'ok alla demolizione sì. Ed è da lì che un pubblico amministratore può dire io so che la demolisco, quindi mi pongo il tema di cosa ci sarà domani, in modo da essere, almeno con un progetto preliminare intendo dire, no? In modo da essere pronto a partire, perché sappiamo che i tempi degli appalti pubblici sono lunghi, quando l'ho demolita. Ormai, quindi praticamente una prestazione quasi contestuale alla demolizione di un progetto preliminare. In teoria sarebbe dovuto essere a gennaio, dalle voci che ho avuto io, però ancora adesso non sappiamo, non è stato un dibattito né niente su cosa ci sarà domani, e questo purtroppo va poi a rallentare e a inquinare un po' l'iter, ovviamente non in senso patologico criminale, ma in senso di lentezza del procedimento dei lavori pubblici, perché se appena io mi metto a pensare cosa deve essere quando è stata demolita invece di essere già pronto con alcune soluzioni che ho usato anni prima, e questo purtroppo è sempre il tema dei lavori pubblici lenti che poi ci affligge. Poi sono le procedure burocratiche, però se già noi non ci mettiamo del nostro per essere pronti, questo è una cosa che purtroppo in tema di coordinamento di lavori pubblici il comune fa fatica a essere sul pezzo. Uno potrebbe organizzarsi meglio, diciamo. Allora mentre andiamo a sentire la telefonata, intanto vediamo nel riquadro Marco Stabile che si avvicina agli altri bagnanti, anzi andiamo da lui proprio, andiamo a rubare un po' di quelle che sono le sue interviste. Se no dopo è troppo Il momento migliore? Esattamente. Voi siete abituati di questo Topolino? Sempre stesso punto? No, togliamo l'audio perché continua a dar problemi purtroppo. Purtroppo continua a grattare il microfono ed è abbastanza difficile anche da poter, fra virgolette, sopportare un suono così acuto. Sentiamo una telefonata allora, nel frattempo dando alla regia il tempo tecnico di gestire tutto, ovviamente non si chiedono miracoli. Buongiorno. Pronto? Sì. Buona giornata a voi gentili persone in studio, sono Claudio Visentini. Buongiorno. Buongiorno, desidero chiedere al rappresentante politico cosa pensa di un emendamento di Tatiana Roig per il porto franco internazionale di Trieste. Finalmente, dico io, abbiamo l'occasione di passare dalle dichiarazioni di principio agli atti concreti. Con l'emendamento depositato al decreto lavoro si danno al governo 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge per porre in atto tutte le iniziative occorrenti per formalizzare la proposta e quindi finalizzata alla zona franca del porto di Trieste. Grazie per la risposta e buon lavoro. Grazie Visintin, buona giornata a lei, grazie della telefonata. Quello del punto franco Filetti è un argomento ormai annale, no? Per la città e per il suo porto internazionale. Sì, anche perché il primo emendamento, torniamo alla sdebanalizzazione, ormai è di circa 7 anni fa. Poi è vero che non stiamo esattamente correndo col Porto Vecchio. Io avevo detto, ma facciamo magari una strategia unica di sviluppo dell'area, così si decide in maniera ordinata cosa fare dove. È stato detto dal comune e anche dal sindaco, no, facciamo la strategia di accogliere le offerte anche a Spizzico e Bocconi, così magari lo decidiamo, perché sennò sì, è bello un piano di sviluppo organico, però se no ci arriviamo tra 20 anni come altre realtà. Vabbè, non è che sarebbe forse un dramma, perché forse è meglio progettare bene le cose magari, piuttosto. Però è invece non ci siamo mossi neanche con la strategia del prendiamo le offerte come vengono, separate una dalle altre, perché comunque il piano regolatorio che è stato fatto per l'area
è molto generico, quindi permette di inserire quasi qualunque cosa. Però alla fine anche con questa strategia del chi prima arriva meglio alloggia, praticamente quasi estremizzando adesso ovviamente, comunque non si è arrivati, salvo chiaramente le iniziative di enti pubblici come la Sala Luttazzi eccetera, a inserire veramente degli edifici, perché finora di cantieri tra virgolette di privati in concessione ovviamente non se ne sono ancora visti. Certo, questo emendamento è sicuramente quindi in questo senso proprio assolutamente positivo, perché ha il pregio di dettare delle scadenze, probabilmente anche di dare una spinta a tutta l'area. In questo senso l'onorevole Roiz ha fatto un ottimo lavoro comunque. Chiaro. Torniamo da Marco Stabile. Dovrebbe essere, diciamo, anche migliore la nostra possibilità di sentire le interviste. Buongiorno di nuovo Marco, vedo che siete spostati a cavo, ecco. Signore, buongiorno, pronte a occupare la piazzola di riferimento? No. Vabbè. Timide. Niente, io ci ho provato come sempre, volevo con la signora che forse ho più fortuna. Buongiorno signora, pronte al punto, diciamo così, indicato ogni mattina? Che punto? No, dico, avete la vostra piazzola? Sì, eccola là, pronta. Eccola. Ogni mattina. Quindi gli abitué del terzo, diciamo così, Topolino. Sì. Signora, che aspettative ha per quest'estate? Come al solito, sempre peggio. Oddio. Allegria. Siamo meglio, andiamo sempre peggio, in tutti i versi. Vabbè. Il signore ha già fatto il bagno e si dedica alla lettura? Sì, già fatto questa mattina presto. Com'era l'acqua? Bella oggi, veramente bella. Quindi ha già scaldato un po'? Sì, in superficie è un po' fresca, ma sotto è bella, meglio di ieri. Anche lei ha il suo punto di riferimento? Sempre uguale, sempre lo stesso. Ormai da anni, se me lo spostano guai, ci resto male. Grazie. Come diceva signora? 1 centimetro non deve essere fuori apposta, sempre là. Ok. Guai chi si mette 1 centimetro. Ma probabilmente segnano col gessetto, no? C'è la postazione della signora? Sempre quella. No, lei è la signora? Giuliana, quindi quella è la postazione di Giuliana? Sì, di 100 anni. Non si tocca? No. Grazie signori che insomma sono stati così cortesi e simpatici da fare 2 parole con noi. Andiamo da quella parte Enzo, scusami Bernardo se non ho fatto grandi preamboli, ma visto i precedenti col microfono ho preferito andare, diciamo così, in maniera un po' tranchant qui, terzo Topolino, quindi direi il più frequentato della mattina, quindi primo bagno di mare alle 8:30 del mattino al terzo Topolino, dove tutti hanno la propria postazione di riferimento e ogni mattina presidiano il punto preferito. Andiamo dunque a vedere se becchiamo anche qualcuno che esce dall'acqua, così abbiamo una prima testimonianza, diciamo così, della temperatura, mentre abbiamo visto chi nuota, chi si allena sul fronte canottaggio, insomma quella che è lo scenario del mattino al barco. La signora, vedete, anche lei legge, prima l'abbiamo sentita, dopo l'acqua un bel romanzo. Esatto, un libro. Che libro legge? Questo qua, La Talpa. La Talpa, John le Carré. Sì. Bene, buona lettura. Grazie, arrivederci, buongiorno. Grazie ancora alla signora che è stata così cortese da chiacchierare con noi. Direi che ci spostiamo, come vedete, opera di polizia. Dove ci sono i cosiddetti spogliatoi, che sono molto spesso, purtroppo, durante l'estate oggetto anche di vandalismo. Spero che questa volta si siano presentati in una maniera più decorosa. È vero. È vero, qui direi che invece dopo l'opera di ripulitura è tutto perfettamente a posto, ripitturati, messi a punto anche gli appendini. Direi che qui la situazione al momento è pressoché ottimale dopo il lavoro di ripristino fatto dal Comune. Tu parlavi, Bernardo, del pedoccio sul scoglio, tutto l'anno in smoio, eccolo là, il famoso pedoccio o cozza, come dicono quelli bravi o semplicemente in lingua italiana, o muscolo. Ecco, questi sono piccoli, mentre quelli più grandi arrivano dagli allevamenti lungo la nostra costiera. Vabbè, insomma, la parte enogastronomica, diciamo così, non manca mai quando il sottoscritto si muove in questo tipo di ambienti. Vedevamo prima gli allenamenti degli amici nuotatori,
ora invece vediamo quelli dei canottieri che sono un po' più distanti ma che comunque passano in rassegna proprio la riviera barcolana qui di fronte, mentre sulle rive di Trieste ci sono ben 2 navi da crociera in questo momento. Questo è lo scenario che ti offriamo, Bernardo, questa mattina. Devo dire una barcola che è in versione ormai totalmente estiva, perché appena arriva il grande caldo gli orari diventano sempre più mattutini per il primo bagno di mare. Dove si è collocato oggi lo yacht delle Magnate russo o russo o bielorusso, adesso non mi ricordo, da qualche parte lì dovrebbe essere. L'altro giorno ho visto che aveva preso un po' il largo, verso Monfalcone, no? Infatti. Sì, si è detto, guarda, è collocato adesso con Enzo, giriamo l'inquadratura, poco più a destra rispetto ai canottieri, abbiamo lo Iota in rada come sempre. No, vabbè, peccato. Eccolo qua che arriva, eccolo lì sulla destra, lo Iota del magnate russo Melnichenko, ancora lì in bella, secondo alcuni brutta mostra in mezzo al golfo di Trieste, in piena battuta di sole, mentre devo dire sono micidiali i signori che nuotavano prima, perché se ci spostiamo da questa parte ecco che sono già di ritorno, quindi si sono fatti la riviera di Barcola, non so da che punto, ma credo dalla Pineta fino a oltre il Cedas, e ora fanno ritorno, quindi azzarderei 3,5 km, qualcosa del genere. Quando avevo fiato ce la facevo anch'io, adesso stramazzerei a metà del primo lato. Complimenti a questi sportivi, perché insomma per poter resistere a una distanza del genere bisogna essere allenati, no? È inutile dirlo, uno può nuotare bene quanto vuole, ma per dopo avere la capacità di resistenza sulla lunga distanza c'è bisogno sicuramente di un allenamento. Allora dobbiamo andare in pubblicità, dovevamo andarci già 3 minuti fa, quindi ci prendiamo una piccola pausa. Filetti, ritorniamo tra poco. Bene. Così ci dirà anche nella 4ª circoscrizione quali sono le attività principali. C'è quella piazza Carlo Alberto che ancora vive d'attesa, no, dei lavori. Quello è un tema, poi Villa Necker è un altro tema. Villa Necker e altro. Cioè, ci vediamo tra poco, tra pochissimo. Torniamo in diretta a 8:38 minuti di venerdì 23 giugno con in studio Alberto Filetti del Partito Democratico, consigliere in 4ª circoscrizione, dicevamo della zona della 4ª circoscrizione. Abbiamo alcuni temi che vorrei dire che sono caldi, ma in realtà sono caldi forse per l'interesse dei cittadini o per il clima, perché in realtà si trascinano ormai da alcuni anni, addirittura anche dalla scorsa consigliatura, e in passato, nonostante diverse sollecitazioni sia nostre sia della cittadinanza, sono ancora là. Pensiamo ad esempio alla Tavica piazza Carlo Alberto, dove ci sono stati e ci sono ancora problemi di vario genere, sia per la vivibilità della piazza in sé, che aveva bisogno di un evidente restyling, una risistemazione di un certo tipo profondo, ma infatti se ne aveva anche parlato, il Comune aveva promesso che avrebbe fatto, e visto, è sempre la stessa giunta di cui stiamo parlando, ovviamente più o meno trascorso mandato è questo, però nonostante i cittadini avvertano anche dei problemi di frequentazioni, diciamo, non appropriate dell'area, di un utilizzo anche altrettanto inappropriato, a volte anche a livello di microcriminalità, non si è fatto niente che avrebbe potuto migliorare la situazione per chi ci abita intorno, in realtà, anche proprio non solo in tema di schiamazzi notturni, che forse, a parte dare fastidio a dormire, almeno si esaurirebbero là, ma ci sono una serie proprio di altri problemi, anche proprio per la fruizione delle strutture, che non è più godibile. Sì. Andiamo di nuovo da Marco Stabile, sempre da Barcola. Torniamo da lui. Si è fermata l'immagine. Lei. Sì, eccoci. No, parte alta. 8:30 del mattino, signora, lei era già in acqua, com'era? Bellissima, sono fortunata che questo barco è gratis, perché costa tutto, anche l'aria che te respiri oggigiorno. Sono felice, bellissima. Lei è proprio un abitué del Terzo Topolino? Sì, sempre. Era anni che non venivo per motivi familiari, ma io sono qua sempre. Quindi il primo bagno è migliore? È il terzo oggi.
Da che ore qui? Appena posso, non so, mancava un quarto alle 8 penso. Bellissimo, bellissimo, guardi, siamo fortunati a Trieste. Possiamo ringraziare Dio, abbiamo tutto. Mare, monti, tutto quanto. Signora, insomma, è un modo anche per svagarsi un po', per rinfrescarsi. Ciaccolar con la gente. Ciaccolar? Ciaccolar con le babette, così, se esce a casa è sempre qua, scova il man, lava i piatti, netta, tira, no. È bellissimo. Ma anche per gli uomini vedo, perché si trova, gioca a carte, qua in pineta, fa di tutto, no? È bello. Abbiamo sto posto che è gratis e è bella. Bisogna sfruttarlo a tutto lei. Grazie. Grazie signora. Grazie, si è interrotta, ok, grazie, dopo si è switchato. Grazie intanto a Marco Stabile per questo ulteriore contributo. Leggo un paio di mail, Filetti, un attimo solo che ci arrivo. Dunque, buongiorno, ottimo lavoro del nostro sindaco. Trieste è stufa dell'affollamento di Piazza Libertà e alle associazioni che portano aiuti al dottor Schiavone e compagni che si attrezzino di scopa e pattumiera a ripulire la piazza. Fate un passaggio alle 6 di mattina per vedere come la lasciano. Grazie, buona giornata, grazie a Roberto Di Piazza. Filetti, un commento veloce? Vabbè, insomma, adesso al netto del fatto ottimo lavoro del sindaco di Piazza, in realtà prima queste persone avevano una sede che poi che veniva messa a loro disposizione per abitarci, viverci, dormire eccetera. Queste persone non hanno più, diciamo, un posto letto tra virgolette, e questa che vediamo è la conseguenza. Se si è scelto di risolvere in questo modo con una non soluzione, forse si poteva pensare prima, perché diciamo tra regione, comune o presidente della giunta regionale e sindaco c'è forse un attimino di problema di gestione su questo tema, perché la struttura prima c'era, la struttura che accoglieva queste persone, adesso non c'è più e loro dove devono andare? Non è neanche vero, tra l'altro, che se noi ipoteticamente, come sta vedendo, togliessimo la struttura, che secondo me è una cosa aberrante peraltro, perché arrivano meno persone, come si vede le persone arrivano lo stesso. A quel punto, se le hai, sei costretto a gestirle in qualche modo, piaccia o meno, ma il problema va risolto, perché poi, come si vede, giustamente a nessuno piace avere le persone in mezzo alla strada, oppure ad esempio quando ci sono i giorni di pioggia, io passo per Piazza Libertà, uso il sottopassaggio, queste persone si rifugiano nel sottopassaggio, giustamente, cioè, ma non è neanche decente, cioè dai, non solo per loro, ma neanche, cioè per loro non è umano una situazione del genere, ma neanche per noi, considerato che lì si entra a Trieste proprio, insomma. E poi sì, per la pulizia della piazza, signori, diciamolo, quei pochi cestini che ci sono sempre pieni, forse meriterebbe mettere un cassonetto della spazzatura, ad esempio, allora forse potremmo avere meno problemi. Ecco. Okay. Leggo un'altra mail, buongiorno, se posso faccio una critica, la trasmissione si chiama Sveglia Trieste, Trieste fa parte dell'Italia e quindi dell'Unione Europea. Pertanto i problemi coinvolgono anche noi. In questo nuovo format mi sa più di documentario che di un TG. Capisco come serve la città, fare interviste, ma tutto il resto dove lo mettiamo? Grazie, ci scrivono da casa. Sì, insomma, diciamo che i TG noi ce li abbiamo alle 13:20, 19:30, questo è uno spazio di approfondimento, è uno spazio di telefonate, di dialogo con l'ospite, di servizi in esterna. Non c'è nessun tipo di preclusione a parlare dei problemi dell'Unione Europea, problemi nazionali o internazionali in studio, poi il collegamento esterno è un qualcosa di differente. È chiaro che non possiamo fare un collegamento da Bruxelles per il Parlamento Europeo, ci viene molto più facile farlo da Barcola, anche perché poi chi si sgancia da lì probabilmente andrà a seguire una conferenza stampa che poi verrà mostrate nel telegiornale, quindi diciamo tutto deve essere ottimizzato anche in virtù delle forze in campo, però è giusto accogliere la protesta di questa telespettatrice, ne farò almeno io tesoro. Vi permetto di dirvi che i triestini sanno benissimo come organizzarsi da quando la galleria è chiusa, scrive un altro telespettatore, le possibilità di muoversi ci sono molteplici anche con la galleria chiusa e comunque finalmente i lavori in galleria sono stati fatti. Vi ricordo che più di 40 anni fa si parlava di mettere a posto questa galleria, perciò almeno questa amministrazione lo ha fatto, con difficoltà ma lo ha fatto. Questo è una delle, diciamo, degli scudi della maggioranza, cioè
disagi, un anno di lavori anziché 8 mesi, tutto ok, però almeno loro l'hanno fatta e gli altri no. Questo è un po' quello che si sente dire. Beh, certo, loro l'hanno fatta, altri no. Allora loro ipoteticamente la potevano fare anche prima, visto che sono stati in maggioranza anche ante 2011 ad esempio, quando il patto di stabilità non c'era, per dire, ci si poteva anche cantierare prima. Esempio, una volta fatto il grande progetto delle rive all'epoca Illy, perché chiaramente diciamo un grande progetto per consigliatura è abbastanza da gestire per un comune, si sarebbe potuto attaccare con la galleria di Montebello. Dopo Illy c'era il centrodestra, c'è stato sempre di piazza in altri termini. Quindi non è vero, sì, l'hanno fatto, se era così prioritario si poteva anche fare prima allora. E io peraltro tutte le persone che conosco, e ne conosco abbastanza, che stanno al di là del Rubicone, cioè della galleria in sostanza, il 90% mi segnala, sì, ci sono cinepisti alternative, ma sono tutti che dicono abbiamo avuto un sacco di rogne in più. Cioè, sì, è vero che ci sono, però è peggio. Poi io parlerei anche di altre questioni di lavori pubblici, ad esempio noi abbiamo... Guardiamo le immagini intanto, mentre parla Filetti. Noi abbiamo... Le immagini chiaramente mostrano un bel mare. Io adesso ho in mente... parliamo di mare. Noi abbiamo le navi bianche, si vedeva anche prima nel servizio sullo sfondo, che ormai arrivano praticamente quasi 7 giorni su 7 in sostanza. Andiamo da Marco Stabile, dovrebbe esserci un delfino da quelle parti. Sì Bernardo, ti abbiamo chiesto la linea proprio per questo motivo, perché mentre Enzo inquadrava il mare è saltato fuori un delfino probabilmente a caccia di pesce azzurro, ha fatto un salto veramente incredibile davanti ai nostri occhi e poi si è spostato verso destra in direzione del Cedas. Adesso vediamo se riaffiorerà a seguito, ha fatto un balzo veramente impressionante e poi è riaffiorato un paio di volte. Adesso vediamo, perché insomma bisogna avere un po' di fortuna per rivederlo e soprattutto per inquadrarlo nei momenti in cui esce dall'acqua. È comunque una bellissima notizia, perché insomma, come sempre è un segnale della qualità del nostro mare. Come vedi Enzo, tra quelle boe c'è quella linea più scura che sembra quasi, diciamo così, ribollire. Eccolo là il delfino, eccolo là, tra la boa gialla e l'arancione, un po' più fuori. È uscita la pinna dorsale in questo momento, tra quella gialla, eccolo lì, si vede di nuovo la pinna dorsale che è fuoriuscita dall'acqua. Quelle linee più scure che vedete sul mare, non so se l'inquadratura lo consente perché è un po' schiacciata da questo punto di vista, eccolo che riaffiora ed ha anche una linea bianca sopra il corpo, quindi poi sentiremo Saul Ciriaco dell'osservatorio della riserva marina di Miramare, ma se non mi sbaglio potrebbe trattarsi di un esemplare di delfino comune se c'è quella striatura bianca, come successe ancora in altri casi quando furono ripresi davanti alla stazione marittima. Delfino comune che in realtà è molto più raro del tursiope, nonostante il suo nome, diciamo così, di battesimo. Vedremo poi di cercare conferme con i nostri amici della riserva marina. Comunque da quello che ho visto di primo acchito potrebbe trattarsi proprio di un esemplare di questo tipo. Ora sta andando in maniera molto più tranquilla verso destra, verso il Cedas, ogni tanto riaffiora a pelo d'acqua per respirare. Ricordiamo che le specie più comuni che si vedono nel Golfo di Trieste sono il tursiope o in alcuni casi la stenella, ma è già più rara, mentre se si trattasse di un delfino comune sarebbe ovviamente un avvistamento ancora più interessante dal punto di vista scientifico. Ad ogni modo, delfino a caccia di pesce azzurro nelle acque del Golfo di Trieste, anzi io direi a 250 metri dai topolini, quindi insomma una bella sorpresa che spero avete potuto vedere, seppure per qualche istante, in diretta su Tele4 questa mattina. Sta praticamente attraversando la zona dove ci sono anche i canottieri, ora non si vede più, però la sua direzione era verso diciamo, il castello di Miramare. Devo dire che anche
il mio amico Enzo Iannacone, che in questo momento si sta fornendo le immagini, ha preso quasi un certo spavento perché si è vista questo balzo fuori dall'acqua quasi in verticale, e quindi ci siamo messi a caccia poi delle immagini del delfino sulla riviera di Barcola. Veramente parliamo di 250 metri, non di più, forse anche meno da riva, poco al di là delle boie di delimitazione per la balneabilità della riviera, che in realtà di recente sono state spostate più a largo. Bernardo, si è riuscito a vedere qualcosa? Perché ho fatto tutto questo panegirico, ma spero che almeno una pinna si sia vista. Avevamo l'inquadratura, diciamo, a schermo diviso, quindi sì, abbiamo visto qualcosina senza dubbio. Benissimo, benissimo. Abbiamo fatto il possibile, ti restituisco la linea. Andiamo, mantenendo le immagini, se possibile, andiamo a sentire una telefonata. Buongiorno. Pronto? Hai visto la striscia bianca? Vieni subito. Buongiorno. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, prego. Arrivo subito. Sì, prego. Pronto, buongiorno. Buongiorno, ci dica. Pronto? Un telefono, non dovrebbe essere così. Pronto, buongiorno, sì. Mi sente? Sì, prego. Eccolo. Allora io volevo dire, già che siete al Topolino numero 3, sì. Già che siete al Topolino numero 3, probabilmente sì. Marco Stabile potrà... Quanta pazienza, mamma mia. Già che siamo al Topolino 3? Ecco, forse Marco Stabile e voi potrete fare un miracolo. È dal 1° di giugno, che almeno forse anche prima, che stiamo lottando per far riparare... Comunicazione disturbata o lui così? No, perché ascolta dalla TV. Dal 1° di giugno e forse anche prima stiamo cercando di far riparare la serratura del bagno del Topolino numero 3. È a disagio di tutte le chi ha bisogno, devono sempre essere in 2 e uno fuori attento di fare la guardia che non apre la porta. Boh, glielo non diciamo credo subito. Sia tanto difficile riparare la serratura. Serratura del bagno del Topolino numero 3. Tele4 e chi di dovere sentano questa lamentela e facciano qualcosa. Grazie, arrivederci. Grazie. Istruzioni per l'uso: si chiama Tele4 e si ascolta col telefono, non col televisore, perché altrimenti perdiamo un sacco di tempo senza motivo. Marco, la telefonata ci ha appena portati verso il bagno del Topolino numero 3, dove il telespettatore dice che c'è un problema di serratura rotta. Visto che sei là, lo possiamo verificare. Adesso andiamo con Enzo Iannacone verso esattamente. Dovrebbe ma serratura rotta di cosa? Del bagno del Topolino numero 3, dei servizi igienici. Vabbè, adesso... Vabbè, insomma, te lo segnalo perché siete là. Adesso tento di andare... No, tento di andare... Ok, adesso ci spostiamo con Enzo Iannacone verso il punto indicato. Il terzo Topolino era esattamente quello in cui avevamo intervistato prima le persone, quindi adesso andiamo a vedere se effettivamente questa serratura del bagno è rotta o meno, e poi eventualmente ve lo facciamo vedere in diretta. Intanto il nostro Enzo Iannacone mi diceva che aveva individuato di nuovo il delfino, e infatti eccolo qui che riaffiora in maniera quanto mai calma, dopo aver evidentemente fatto incetta di sardoni come amano fare i triestini. Lui li mangia in modalità sashimi, noi li preferiamo fritti o appanati. Ok, allora Filetti, andiamo a leggere un'altra mail. Intanto vorrei segnalare al vostro ospite in studio che i cassonetti in Piazza Libertà ci sono già al lato della stazione del Silos e all'inizio di via Sant'Anastasio, ma capisco che la sciarpa al collo che indossano tutti i politici impedisca di vedere oggettivamente la realtà.
La realtà si vede oggettivamente benissimo. Io in realtà non parlavo di cassonetti come quelli che peraltro ben conosco, anche perché ultimamente bazzico anche per ragioni di lavoro in quella zona oltre che per motivi personali, però il tema è che mancano proprio in Piazza Libertà. Ovviamente non possiamo mettere un esercito di cestini ad esempio, però qualcuno in più potrebbe aiutare, oppure uno svuotamento più frequente, però quando si hanno tante persone in un certo punto forse bisogna mettere attenzione in quel punto specifico. So che i cassonetti ci sono, ma il tema è lì e non è solo di cassonetti indifferenziata, è anche un altro di migliore proprio gestione della piazza in sé, anche a livello di frequenza proprio di intervento sui cestini o sui cassonetti, punto. Non è una questione di colore politico, qua stiamo parlando di risolvere problemi amministrativi, direi che le sciarpe non c'entrano. Al di là delle mail, ne abbiamo forse ancora una sulla piscina, visto che si parlava di ricostruire una piscina terapeutica nell'ex Porto Vecchio. Mi chiedo perché non sia iniziata la costruzione, invece di aspettare la demolizione della piscina che è crollata, sarebbe utile lasciare libera l'area per fare dei parcheggi dopo le demolizioni e iniziare la costruzione della piscina in Porto Vecchio. Inoltre spero che la piscina venga fatta quanto prima e che non faccia la fine dell'ascensore della Casa Bartoli, rotto da 25 anni. Lei era contrario o favorevole alla creazione di una piscina in Porto Vecchio? Allora, anche lì, sulla piscina in Porto Vecchio non si è capito che cosa doveva essere una piscina per riabilitazione, essere delle terme a uso ludico, perché ci sono stati vari annunci che sono, è quello che dicevo prima, sovrapposti in modo confuso. Non c'è stata una chiara progettualità dove si è detto sì, abbiamo deciso di fare questo. Quindi se uno mi avesse detto facciamo un'altra piscina terapeutica, se ha le stesse caratteristiche o anche migliori ovviamente, visto che sarebbe stata nuova, di quella esistente, ho detto sì, possiamo anche ragionare di farla, perché no? Però non si è saputo nulla di concreto, se magari erano terme per divertirsi oppure se era invece una struttura a uso sanitario. Oggi inaugura BAT, stabilimento British American Tobacco, a 2 passi da quello che invece è lo stabilimento di Bagnoli di Varzila, quindi diciamo un po' una situazione di chiaroscuro, no? Da una parte un'industria che apre, si ingrandisce, dall'altra una realtà che sta subendo una crisi. Mi spende 2 parole su questa situazione? Sì, in realtà parlare di crisi riguardo a Varzila crisi occupazionale. Sì, è la realtà di oggi, però non risulta che l'azienda avesse problema di portafoglio ordini in realtà. Il sito produttivo poteva andare avanti a produrre tranquillamente, semplicemente si è scelto di delocalizzare la produzione altrove, questa è la realtà, e quindi è un errore, oltre che un atto di grande disinteresse da parte dell'azienda produttrice. Dopodiché più investimenti privati ci sono dal punto di vista produttivo, meglio è, perché non è che se vengono maggiori offerte di lavoro qualcuno si offende, anzi probabilmente... Certo. Ecco. Abbiamo un'altra telefonata, buongiorno. Pronto? Come non detto. Buongiorno? Come prima uguale? Peggio di prima. Va bene, andiamo da Marco Stabile. Prima della pubblicità, prima di salutare Alberto Filetti e dare spazio a Marco Vascotto di Forza Italia, sempre da Barcola, con mi pare di capito che c'è una caccia al delfino, una caccia nel senso buono, ovviamente non arpione e reti alla mano, più una visione della specie, anche se in questo caso ci sono più i sassi, poi il mare. Torniamo da te Marco, buongiorno di nuovo. No, anche Stabile, no. Beh, insomma, però almeno l'immagine si è stabilizzata sulla boa. Allora, ci eravamo attrezzati un secondo di cavalletto proprio per cercare di fornirvi un'immagine migliore, visto che abbiamo allertato, anzi se puoi vai pure con i social, perché il delfino sostanzialmente sta tenendo un atteggiamento di stasi in una determinata zona. Allora, per chi non l'avesse ancora visto, cerchiamo di riprenderlo e di farvelo vedere in diretta, perché più o meno stava andando avanti e indietro nella stessa zona ormai da una quindicina di minuti.
minuti, così ogni tanto insomma spot ve lo facciamo vedere, anche perché mi sembra una cosa più unica che rara riuscire a farlo in diretta. Credo che insomma non so se sia mai stato fatto a Trieste, visto che insomma non è così semplice, insomma magari la visione non è prettamente da National Geographic, ma insomma vederlo a 200 metri dai topolini è qualcosa comunque di eccezionale. Appena riemerge il nostro Enzo, che si è premurato di mettere il cavalletto in bolla e posizionarvi, ve lo fa vedere, e credo insomma sia un bel vedere per chiunque ci segue fedelmente ogni mattina a Sveglia Trieste. Tutto questo panegirico per sperare di vederlo riaffiorare, perché più o meno ogni 2 minuti riprende fiato, diciamo così, e poi torna ad immergersi evidentemente a caccia di sardoni o di altro pesce azzurro che affiora in banchi visibili anche qui dalla riviera di Barcole. Tra l'altro c'è diversa gente proprio al terzo topolino, dove dopo andremo a vedere anche la questione della serratura, che si è messa, diciamo così, in visione sulle ringhiere, proprio per capire se riesce a vederlo un'altra volta, a scattare una foto con il proprio smartphone o quant'altro, ovviamente con zoom al massimo, per riuscire a catturarne la sagoma. Bernardo, non so se devi andare in pubblicità, sì, pubblicità, noi rimarremo qui ancora una ventina di minuti. A te. Andiamo in pubblicità, grazie ad Alberto Filetti per essere stato con noi. Grazie, una buona giornata, buon lavoro a tutti, arrivederci. A fra poco con Marco Vascotto di Forza Italia, ci vediamo tra qualche minuto. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste. Buongiorno Marco Vascotto di Forza Italia, ben trovato. Buongiorno Bernardo e buongiorno ai telespettatori. Sempre con l'immagine di Barcola, del mare, in questo caso proprio di fronte alla zona dei topolini. Siamo più o meno fra il terzo e quarto topolino con Marco Stabile ed Enzo Iannacone questa mattina. Il sindaco di Piazza raggiungerà fra poco anche la nostra postazione esterna per fare 2 chiacchiere, come abbiamo visto già questa settimana. Attorno alle 9:45 c'è un piccolo spazio che il sindaco ci concede prima di entrare operativo a tutti gli effetti in municipio. Abbiamo visto anche le immagini di un delfino che sta incuriosendo i bagnanti armati di smartphone per vedere se riescono a catturarne le istantanee. Vascotto, passiamo da Barcola ai temi di attualità. Lei è di Forza Italia che in questo momento è in una fase di restauro fondamentalmente, almeno di punto della situazione. Tajani ha preso le redini, fra poco ci sarà un congresso, con tutta probabilità sarà lui a mantenere la leadership. Ci sono un po' da definire anche i ruoli di altri componenti del partito a livello apicale o meno. C'è il rischio che è emerso a mezzo stampa subito dopo la morte del Cavaliere, era quello di una frammentazione del partito, cioè senza la guida molti possono pensare di accasarsi altrove, e questo andrebbe a depauperare il lavoro fatto in tutti questi anni. Sì, diciamo che ovviamente la perdita improvvisa del presidente Berlusconi è stato un duro colpo per Forza Italia e per tutti i suoi iscritti. Sicuramente adesso deve essere il momento dell'unità del partito, quindi qui bisognerà capire appunto chi sarà il presidente pro tempore, chi poi traghetterà il partito fino al congresso, quale sarà il nuovo organigramma sia a livello nazionale, ma poi penso magari anche a livello di coordinatori regionali o provinciali, che ruolo avrà la famiglia Berlusconi, perché ovviamente qui non si sa se il nome di Berlusconi rimarrà anche nel simbolo, se ci sarà un impegno diretto o indiretto di qualche membro della famiglia Berlusconi, quale sarà il ruolo di Marta Fascina. Il rischio appunto è che non ci sia unità e magari che purtroppo, come spesso accade anche nella politica locale, ho visto qualche giorno fa, che magari qualcuno tenda a salire un po' sul carro del vincitore, perché quando si cambia casacca di partito io non ho mai visto persone che magari vanno nel partito che ha il 3, il 4, il 5%, chissà perché c'è sempre no,
rido perché noi come Forza Italia purtroppo in questi anni l'abbiamo visto sulla nostra pelle anche a livello locale, cioè anni fa c'è qualcuno che ci ha lasciato, non faccio nomi insomma, e le mie sono valutazioni ovviamente politiche, non discuto le persone, però c'è chi ci ha lasciato per accasarsi alla Lega quando la Lega aveva il 30%, adesso la moda è accasarsi a Fratelli d'Italia, cioè tutti si scoprono simpatizzanti di Fratelli d'Italia. Lui era stato per la Lega prima, no? Lui era stato per la Lega prima, quindi il rischio è che, ma speriamo che venga scongiurato da Antonio Tajani, che Forza Italia non imploda, che non ci siano ovviamente le divisioni di partito, di correnti, che magari qualcuno si accasi appunto in un altro partito della maggioranza, perché ovviamente fondamentalmente per aver paura di restare senza sedia, perché sostanzialmente è un po' quello il discorso, lo dico senza peli sulla lingua. Per il momento, ma diciamo che purtroppo la scomparsa del Presidente è ancora troppo recente, per il momento il partito è unito, remano tutti nella stessa direzione, speriamo appunto di andare avanti così. Adesso ci sono le elezioni in Molise, il prossimo anno ci sono le elezioni europee e dobbiamo riorganizzare il partito e andare avanti anche senza il Presidente, però memori diciamo di quella che era la sua linea e la linea che ha tracciato. Che ha tracciato Berlusconi. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Sono in linea, dottor Gugliotta? Sì, prego. Buongiorno a lei e al suo ospite, sono Fulvio. Sì. Mi scusi, ci sono tantissimi argomenti su cui si potrebbe dibattere, ma io voglio sempre ritornare, diciamo, agli argomenti primari per Trieste. Si parla tanto di viale monumentale, si parla tanto di investimenti in Porto Vecchio, però a me piacerebbe chiedere al consigliere se qualcuno mi legge la legge 190 del 2014 e la legge 205 del 2017, cosa dicono esattamente si può fare in Portofranco Nord. E poi anche, visto che ieri o l'altro ieri sul giornale la senatrice Rojc ha nuovamente messo un emendamento nella legge lavoro sull'allegato ottavo, allora io mi chiedo, ma è mai possibile chiedere l'allegato ottavo, l'extradoganalità e tutto il resto che sta scritto nel trattato di pace? Qua si parla di leggi, non si parla di ideologie. Allora io mi chiedo, tutti giurano di osservare le leggi e la Costituzione della Repubblica Italiana, ma che giuramento è? Violando la legge e la Costituzione della Repubblica Italiana? E poi anche l'ultimo articolo uscito 4-5 giorni fa sulla Voce di Trieste. Sarebbe bello un attimo con il consigliere dibattere quell'articolo della Voce di Trieste al Corriere di Trieste. Sarebbe molto opportuno fare una bella tavola rotonda e discutere di questo. Queste sono leggi. Questi sono obblighi per tutti quelli che giurano di osservare la legge e la Costituzione della Repubblica Italiana. Non sono giochetti di palazzo, sono leggi, o vanno cambiate o vanno eseguite. È un obbligo. La ringrazio e speriamo che qualcosa venga fuori e se è possibile anche chiamare il segretario della IPRFTT che ha sollevato tutta questa questione per vedere di chiarirla. È una questione di legge, è una questione di Costituzione, non è un fatto privato, è un fatto di Trieste, di tutta Trieste, di tutte le persone oneste di Trieste. La ringrazio e le auguro una buona giornata a lei e al suo ospite. Diciamo che si va a escludere le altre persone e si dà del disonesto, non è il massimo, ma tant'è. Sì, io ringrazio il telespettatore, io non sono ovviamente consigliere, ero consigliere a Sgonico, attualmente non sono consigliere a Trieste. Cosa posso dire? Posso dire che anch'io come avvocato ho giurato fedeltà alla Repubblica, alla Costituzione, ho giurato di osservare appunto la Costituzione e le leggi. Confesso da avvocato la mia ignoranza, non ho idea di cosa
dicano le leggi citate dal telespettatore, perché purtroppo anche come avvocato bisogna, come dire, sapere dove andare a trovare le cose, ma non è che uno ha tutte le leggi dello Stato sulla punta della lingua, anche perché siamo, penso, uno dei paesi che legifera di più al mondo. Sul Portovecchio sì, so più o meno cosa dice l'allegato ottavo, l'extradoganalità legata però, se mi pare di ricordare bene, al settore manufatturiero, quindi bisognerà poi vedere come procederà la realizzazione del Portovecchio, che insediamenti si realizzeranno, e ovviamente anche là tutti parlano del Portovecchio, però sarà una strada molto ma molto lunga. Notizia di qualche giorno fa appunto che si andrà a gara a breve per quanto riguarda la realizzazione del viale monumentale, però prima vanno realizzati in Portovecchio tutti i cablaggi, quindi fognature, luce, acqua, gas, cose che ovviamente 200 anni fa, 200 e passa anni fa non servivano, non esistevano, e ripeto, la strada sarà molto lunga. Se poi mi è permesso una battuta, io mi ricordo che quando si era in campagna elettorale per le elezioni a sindaco, Francesco Russo diceva: se io vengo eletto sindaco porterò la Apple, la Samsung. Insomma, aspettiamo che arrivino, no? Magari grazie ai suoi buoni uffici arriveranno. Io dubito che colossi del genere possano venire a investire in Portovecchio, anche perché purtroppo bisognerebbe un po' ragionare su quella che è la nostra imposizione fiscale, la nostra tassazione. Fino a quando noi avremo una pressione fiscale del genere, difficilmente dei colossi internazionali verranno ad investire in Portovecchio. Se poi si fa un ragionamento nazionale per quanto riguarda appunto una riduzione della pressione fiscale, magari progressiva, o magari c'è un qualche modo di sfruttare diciamo, l'extradoganalità del Portovecchio, allora lì il discorso potrebbe cambiare. Potrebbe cambiare, senz'altro. Siamo con Marco Stabile, che è in compagnia del sindaco di Piazza. Avete cambiato location, sì, ma l'incontro è stato confermato anche oggi. Sì, il sindaco di Piazza ci ha raggiunto qui a Barcola, nei pressi della spiaggetta. Poco fa ammiravamo i balzi del Delfino, ma anche naturalmente la presenza di tantissima gente già nelle prime ore del mattino, le cosiddette sariandole barcolane. Beh, insomma, è un angolo della nostra città meraviglioso. Oggi è una giornata molto importante, sai, perché inauguriamo lo stabilimento della British American Tobacco, arriva anche il ministro Urso, per cui parleremo anche di Varzila. Insomma, è una giornata molto interessante oggi. Buongiorno signora, quando nasce? Tra un mese. Tra un mese, auguri. E allora volevo dirti che è veramente un angolino della città straordinario. Hai ripreso un delfino stamattina? Sì, con Enzo abbiamo ripreso un delfino che era a caccia qui di sardoni. Bellissimo, sardoni barcolari. Naturalmente. Sindaco, allora andiamo sulle cose serie. Ieri c'è stato questo... più serie di British. Più serie no, non del delfino, insomma. Allora, ieri c'è stato questo avvicendamento, no? L'annuncio di questo avvicendamento in giunta, l'onorevole Matteoni lascia, entra la De Gavardo, quindi sempre un esponente di Fratelli d'Italia, ma si girano le deleghe nel senso che la De Gavardo andrà in realtà alla sicurezza. Allora, innanzitutto ringraziamo la Nicole Matteoni per il lavoro che ha fatto in questi mesi straordinario, per cui la ringrazio anche a nome della città. Dopo naturalmente lei ha avuto molti incarichi a Roma, siccome è una persona molto attiva, e allora a questo punto rimane consigliera comunale, però non può portare avanti il discorso dell'assessorato. Allora arriva la De Gavardo che prende il posto di Maurizio De Blasio, e De Blasio prende il posto della Matteoni. Quindi diciamo un cambio che porta De Blasio all'educazione e la De Gavardo che per la prima volta diventa assessore invece con deleghe alla sicurezza. Esatto, proprio così come hai detto tu. Ecco, Sindaco, cosa significa per la sua giunta anche questo avvicendamento? No, ti dicevo che la Nicole ormai è talmente piena di incarichi romani che non poteva fare l'assessore, eccetera. Allora abbiamo parlato e mi ha detto che deve rinunciare a un incarico, ed è questo perché, ripeto, è molto impegnata a Roma, ha avuto degli incarichi veramente molto importanti a Roma.
Sindaco, siccome non siamo distanti dall'area del Porto Vecchio, ieri è uscita la notizia dell'ok per quanto riguarda il bando di gara per i lavori del viale monumentale. Noi eravamo con l'assessore Lodi proprio in quello spazio, cioè tra la prima fila e la seconda di magazzini, dove sorgerà un'altra porzione di Porto Vecchio o Porto Vivo vivibile per i cittadini. Certo, allora calcolate cari concittadini che a settembre andremo a asfaltare tutta la parte per cui apriremo il Porto Vecchio. Nel frattempo adesso abbiamo 20 milioni appaltati da ieri su quel viale che diventerà un viale alberato, sarà un porto fantastico. Naturalmente continuiamo a mettere i sottoservizi. Pensate che abbiamo messo decine di migliaia di tubi, acqua, luce, gas e tutto quello che serve per urbanizzare quell'area che era abbandonata da 120 anni. A Barcola sta iniziando a piovere, per chi si fosse messo diciamo in moto, ma forse non durerà granché. C'è anche un'allerta meteo, ma insomma speriamo... Pomeriggio ci sarà un'allerta meteo importante. Quindi insomma stare attenti, chiudere le finestre, le imposte, perché d'estate si tende a lasciare tutto aperto. Agenda del giorno, quindi BAT inaugurazione. Beh, insomma, sono tre sere che vado a casa a mezzanotte. Ieri sera c'era il concerto a Miramare, tra l'altro bellissimo, dedicato a Lelio Lutazio, una cosa fantastica. La sera prima eravamo a Montegrisa con un altro bellissimo concerto. Oggi abbiamo la BAT e altri appuntamenti importanti e dopo finalmente arriva sabato e domenica, insomma. Sindaco, siccome abbiamo iniziato parlando di animali in simpatia col delfino, cinghiali a casa sua come siamo? Come sempre, pieno di cinghiali, pieno di caprioli, è una cosa incredibile. L'altra mattina che faceva ancora buio, che leggevo il giornale, erano lì, calcola a 5 metri da me, Marco, dalla finestra ovviamente, sono chiuso nell'ufficio e leggevo il giornale e avevo i cinghiali fuori dalla porta. Leggimi la mail, Bernardo, poi lasciamo andare a lavorare il sindaco. La riassumo, viene chiesto quando saranno posti correttivi per quel tratto di ciclabile che in Viale Campielisi poi si interseca con la grande viabilità. Va bene, allora chiedono quando ci sarà un correttivo per quel tratto di ciclabile che si interseca con la grande viabilità in Campielisi. Ricordiamo che sono partiti i lavori per la ciclabile sulle rive intanto. Sì, lì abbiamo messo 1 milione che passeremo sotto, non come hanno fatto a suo tempo, che attraversa l'ingresso della grande viabilità, che non ho mai capito come hanno permesso. C'è una piccola galleria? No, sarà un sottopasso, no? 1 milione abbiamo messo, ma intendo dire, in quella volta non so come gli hanno concesso di attraversare. Comunque quello che stiamo facendo sulle rive invece è molto importante, la ciclabile sulle rive che stanno facendo un lavoro straordinario. Grazie Sindaco e buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. Marco, dobbiamo andare in pubblicità, quindi approfitto anche di questa, diciamo... Proprio le rive che stanno... Ok, di questo momento, quindi breve pausa pubblicitaria, Vascotto, poi riprendiamo con gli argomenti, con le telefonate, con le mail e tutto il resto. Ci fermiamo, ci vediamo tra pochissimo. Torniamo in diretta a 9:23 minuti, avevamo poco fa il sindaco. Vascotto, abbiamo parlato di Forza Italia, però tutto ciò che viene declinato poi a Trieste trova in qualche modo un parallelo nei confronti dei movimenti nazionali? Cioè, a Trieste Forza Italia in che momento sta vivendo? Ma noi diciamo la verità, siamo un partito che ha sempre tenuto, ci hanno dati per spacciati da anni. Noi comunque il nostro 7, 8, 9% l'abbiamo sempre portato a casa, ma qui devo dire la verità, è merito del lavoro che parte dalla coordinatrice regionale Sandra Savino e passa per la squadra ad esempio che abbiamo in comune, perché abbiamo veramente delle persone che sono competenti, che sono sul pezzo da anni. Adesso abbiamo perso Michele Lobianco che è diventato consigliere regionale, però ripeto, Michele Lobianco, Lorenzo Giorgi, Alberto Polacco, Michele Babuder, veramente sono una squadra e siamo una squadra veramente di gente competente, di gente che ha dei valori, di gente che lavora per il partito e quindi questo alla fin fine
un po' secondo me paga anche nei confronti della cittadinanza, cioè essere chiari, coerenti, non cambiare casacca nei momenti di difficoltà, perché è facile, come dire, quando il partito magari è un po' in difficoltà a livello anche di percentuali di gradimento, è facile, come dicevo prima, abbandonare la nave e si sale sul carro del vincitore. Noi l'abbiamo visto nel Consiglio Comunale Trieste, l'abbiamo visto nel Consiglio Comunale di Duino Aurisina, c'è stata tutta questa diaspora, questa improvvisa folgorazione sulla via di Fratelli d'Italia, e quindi c'è chi cambia casacca e magari non dimostra tanta coerenza in politica, che secondo me dovrebbe essere anche un valore, la coerenza in politica e il credere in determinati valori. Poi c'è chi nei momenti di difficoltà, invece di abbandonare la nave, si rimbocca le maniche, si mette a lavorare, rimane lì, aspetta che passi la tempesta, e poi i risultati secondo me si vedono e si vedranno anche nel futuro. Leggiamo un paio di mail. Buongiorno, non so se il vostro ospite è competente in materia, ma vorrei sottoporgli una domanda. Conosce le tempistiche di apertura del costruendo parcheggio di Roiano? L'assessore Lodi ad inizio anno ci aveva dato una possibile data di apertura e non vorrei che si andasse lunghi. Grazie per l'attenzione, ci scrive Luca. Tanto che, aggiungo, poi lascio la risposta a Vascotto, anche il servizio, diciamo, l'assessorato all'educazione per conto di Nicole Matteoni aveva un attimo temporeggiato circa l'apertura delle iscrizioni in questo futuro asilo proprio per l'anno scolastico, diciamo che da settembre di quest'anno in poi, proprio perché non vi era la certezza matematica di una data di apertura che potesse coincidere anche con la fruibilità dei futuri piccoli alunni per le omologazioni, per le certificazioni del caso, per poterli ospitare già nel futuro asilo. Sì, qui purtroppo non sono in grado di dare una data, magari mi informerò anche con i colleghi di partito, non so sinceramente in che fase siamo, se mancano qualche lavorazione, se poi ci devono essere anche poi dei collaudi, quindi ci sono degli step burocratici che bisogna rispettare, quindi purtroppo sulla data non posso essere preciso. Ho altra mail, bravo avvocato, sui passaggi di partito in ambito locale io potrei aggiungere considerazioni meno eleganti e prettamente triestine. Vabbè, sì, no, ripeto, perché ripeto, se uno magari è stato tutta la vita, ma questo discorso vale a destra, vale a sinistra, perché, ripeto, in tutto l'arco politico purtroppo c'è questo vizio italico di voler salire sul carro del vincitore. Allora, se uno è stato magari sempre in un partito di centro, vedo difficile che a un certo punto si sveglia la mattina e dice ah che bello vado in Fratelli d'Italia, oppure se uno è stato come dire nel terzo polo nel Partito Democratico si sveglia la mattina e dice ah che bello vado nell'estrema sinistra. Poi ripeto, purtroppo molte persone cambiano casacca come tira il vento, però alla fin fine secondo me almeno non è una strategia che paga, non è una strategia credibile. Poi ripeto, opinione mia personale e ovviamente giudizio di tipo prettamente politico, io non discuto ovviamente nulla sul piano delle persone. Sempre a mail dice vedo che Babuder sta facendo un buon lavoro, peccato che dopo le elezioni sia stato accantonato per fare spazio a gente meno volenterosa. Beh, però adesso si sta distinguendo. Allora Michele sinceramente lo vedete tutti, è molto bravo, è molto sul pezzo, anche adesso ha preso proprio di petto anche la situazione del comprensorio dell'ex Fiera, e ovviamente quando si vince un'elezione diciamo comunale e si deve formare la giunta ci sono anche degli equilibri tra partiti da rispettare e anche ovviamente purtroppo dico tra genere, perché ovviamente la giunta deve essere composta da tot uomini, tot donne, quindi lì ovviamente c'è stato un po' un problema nel gioco di formazione della giunta, però adesso Michele è assessore, ripeto, è bravo, lavora, è serio e quindi sicuramente vedremo i risultati a breve. Abbiamo una telefonata prima della pubblicità, buongiorno. Pronto? Pronto, mi sente? Sì, prego. Io mi sento lontanissimo, veramente. E volevo chiedere al suo ospite, a parte il momento che stiamo attraversando, che i ragazzi vivono in un mondo virtuale, visto i casi dell'uccisione di quel signore che era davanti a un supermercato, lasciamo perdere i ragazzi della Lamborghini, però sono dei ragazzi, di conseguenza la colpa di come sono di noi genitori e no. Però quello che mi ha più meravigliato, e lo volevo chiedere al suo ospite,
come mai la scuola, che è fatta da persone adulte e dovrebbero dare un giudizio, hanno dato il 9 in condotta al ragazzo che ha impallinato l'insegnante? L'insegnante, sì. Ecco, volevo una risposta dal suo ospite, cosa ne pensa? Ok, Vascotto, prego, prima di andare in pubblicità. Guardi signora, io la ringrazio perché poi era uno degli argomenti di cui volevo parlare con Bernardo. Allora, io sono sinceramente esterrefatto, io ho 48 anni, quindi alle superiori le ho finite 30 anni fa. Una volta con il 7 in condotta si veniva bocciati, adesso hanno fatto una circolare per cui bisogna avere un voto in condotta inferiore al 6 per essere bocciati. Allora, questi ragazzi capisco che erano bravi perché avevano la media dell'8, però nel momento in cui tu vai a impallinare una professoressa, minimo secondo me dovevi essere sospeso, e poi io non ti davo il 5 in condotta perché magari sei bravo, non ti bocciavo, ma ti davo il 6 in condotta. Ma purtroppo viviamo in un momento storico dove veramente non si ha neanche il coraggio di fare certe azioni un po' più incisive nei confronti dei nostri giovani, o di dire dei no. E qual è il risultato? Perché quando questi giovani si trovano di fronte a un muro o un no, o si ammazzano oppure compiono azioni violente. Penso anche all'altro alunno che ha accoltellato una professoressa, ma io non ho mai visto, quando ero superiori, ma nessuno si portava mai, ma neanche forse il temperamatite ci portavamo a scuola. E purtroppo queste situazioni sono figlie purtroppo dei nostri tempi, giovani che non hanno più tendenzialmente valori, non hanno voglia di studiare, di acculturarsi, vogliono la vita facile, vogliono i soldi facili. Penso anche al caso degli youtuber di Roma, io sinceramente non avevo a 20 anni soldi per noleggiare una Lamborghini e non incassavo con la società facendo contenuti diciamo su YouTube 200.000 euro all'anno. Purtroppo ripeto, ma poi qual è l'immaginario collettivo? Allora, 20 anni fa i giovani cosa avevano il sogno? Il bambino diceva: cosa vuoi fare? Voglio fare il calciatore, la femminuccia voglio fare la velina, voglio fare la modella. Adesso la massima aspirazione che hanno i nostri giovani è fare o l'influencer, o ancora peggio le donne, e vendere contenuti a pagamento su OnlyFans, quindi tra virgolette prostituirsi, perché io mi denudo a pagamento per una persona che mi guarda nell'anonimato dall'altra parte, però posso guadagnare 10.000 euro al mese, mi posso svegliare alle 10, perché devo alzarmi alla mattina alle 6 e andare a farmi il mazzo o lavorare 12 ore al giorno? Posso avere i soldi facili. Questo è il messaggio che purtroppo la nostra società sta passando, ed è una cosa secondo me terribile, una cosa che va fermata, una cosa a cui porre rimedio. Purtroppo il messaggio che deve passare è che in questo mondo bisogna studiare, sacrificarsi e farsi il mazzo, nessuno ti regala niente. Invece purtroppo il messaggio che adesso sta passando è perché lavorare, perché studiare, perché fare fatica? Vita facile, soldi facili e assolutamente ottenere sempre quello che si vuole. Andiamo in pubblicità, a tra poco. Torniamo di nuovo in diretta con Sveglia Trieste in compagnia di Marco Vascotto di Forza Italia. Una mail: tinteggiatura, camino termovalorizzatore. Riuscite dalla vostra terrazza a inquadrare il camino del termovalorizzatore e far vedere tinteggiare da quell'altezza? Non abbiamo la telecamera nel terrazzo adesso, però è una situazione che ci avevano già descritto anche via mail per quanto riguarda il termovalorizzatore. Poi lo inoltreremo e vediamo se dal termovalorizzatore da Cegas che lo gestisce potranno fare qualcosa. Abbiamo una telefonata, buongiorno. Pronto, mi sentite? Buongiorno. Sì, forte e chiaro, prego. Buongiorno signori, allora la mia telefonata è rivolta a una piaga che tutti ci affligge, che è il numero unico di emergenza, il NUE. Sì. La settimana scorsa ho imboccato la superstrada da Varco 4 direzione Servola e 3 simpatici ciclisti sulla settantina, 3 vecchietti, erano in bici sulla superstrada. Allora io ho fatto il numero unico per l'emergenza, perché non ce ne sono altri, per segnalare la presenza dei turisti. Allora l'operatore si è premurato in che direzione, da dove, come, e io mi sono congelato dicendo: guardi, io sto guidando, la saluto. 10 secondi il telefono mi risquilla e l'operatore del NUE mi chiama dicendomi che devo io dirlo alle forze dell'ordine.
Io sono rimasto basito, nel senso che io stavo guidando, infatti gli ho detto che la sua cosa era istigazione a delinquere, l'avvocato magari potrà darmi ragione o meno, fatto sta che richiamarmi che sto guidando a 80 all'ora in superstrada perché io debba a mia volta dare le notizie alle forze dell'ordine, mi sembra di un'inutilità il NUE, pari a, non so, non vorrei essere volgare, ma veramente inutile. Io sono un ex soccorritore peraltro e le statistiche o aggiungere degli anelli di soccorso alle catene di soccorsi è controproducente e dannoso. Se il NUE fa statistica, perché poi io devo chiamare, mi viene passata l'autostrada, poi io devo parlare con il 118, poi io devo parlare con i vigili del fuoco, l'utilità dell'operatore del NUE, l'utilità del NUE è pari a zero, anzi magari fosse a zero, è controproducente. Ci decidiamo a toglierlo o a modificare, come in America, se lei c'è mai stato, se lei chiama il 911, sì, mandalo alla cavalleria, non è che le mandano aspetta ti passo il New York Police Department o il Fire, no, l'operatore del 911 raccoglie la segnalazione e la smista, ma il signore del NUE non vuole prendersi la responsabilità. Cosa serve il NUE? Cosa serve il NUE? E quando mia mamma stava male, io telefonavo al 118, gli ultimi giorni di vita di mia mamma che è mancata a casa, l'operatore del 118 quando chiamavo mi rispondeva Cristina dimmi. E io da cittadino, da figlio che vedevo mia mamma morire in letto, sentirsi dire Cristina dimmi, caspita, sentivi vicino, ti sentivi protetto, curato, seguito. Il signore di Palmanova che mi richiama mi istiga a delinquere, cosa fa? Sapendo che Guido mi chiama, ma la sua è una inutilità pazzesca e noi addirittura paghiamo di questo servizio e poi siamo orgogliosi, perché l'Europa ce lo chiede. Mamma mia ragazzi, è giusto che moriamo, perché non chiudiamola così però insomma. La telefonata io la condivido nei suoi contenuti, diciamo che l'epilogo preferirei avere un po' uno spunto più ottimistico, lo dico col sorriso al telespettatore, per amore del cielo. Sì, allora, qui il problema non è centrale unica Palmanova, adesso c'è anche la polemica, la centrale unica non va bene, non va bene, Palmanova le raddoppiamo, le triplichiamo, lì c'è il problema che la normativa impone una centrale unica d'emergenza ogni tot abitanti, mi pare ogni 600.000 abitanti, quindi insomma noi non ne possiamo avere due, dopodiché il telespettatore ha sostanzialmente ragione, il sistema va migliorato e va affinato. Anche a me è capitato di chiamare il 112, devo dire, a me personalmente ho trovato delle persone molto competenti, avevo avuto un incidente e mi hanno chiesto subito con molta calma, perché poi anche lì noi siamo agitati sì, e loro invece sono molto calmi, tranquilli, preparati, quindi ci sono feriti, non ci sono feriti, ha bisogno dell'ambulanza, non ha bisogno dell'ambulanza, poi ovviamente smistano il tutto. Alle volte può capitare che lo stesso referente del 112 ti passa, che ne so, se hai avuto un incidente piccolo ti passa la polizia locale, quindi questo è vero, però alla fin fine, ripeto, non credo torneremo indietro con la centrale unica, è un sistema che sicuramente va, non dico ovviamente ripensato, ma va migliorato, implementato e affinato. Ancora una telefonata, buongiorno. Sono un ex insegnante e sono perfettamente d'accordo, pur essendo di idee politiche diverse, col signor Vascotto. Non è ammissibile che ragazzi che hanno accoltellato l'insegnante, l'hanno preso a pallini, debbano passarla liscia, perché la scuola, oltre a istruire, deve anche educare, e educare significa anche dare delle ore. Un insegnante a un ragazzo 2 ore al giorno. La famiglia non può delegare alla scuola l'educazione del figlio, perché è la famiglia la prima radice. L'insegnante può collaborare e soprattutto la famiglia non si deve sovrapporre o colpevolizzare l'insegnante. L'idea che i genitori abbiano fatto ricorso al TAR mi indigna, perché a questo punto dovrebbero mettere in galera i genitori per mancata educazione. Se non do da mangiare a mio figlio vengo punita per mancanza assistenza. Anche la mancata educazione va punita. Anche quei genitori come quelli di Roma che permettono che un figlio di 20 anni possa guidare una macchina e abbia tutti quei soldi in tasca è assolutamente diseducativo e per me vanno castigati i genitori e in seconda battuta i figli.
ma sono le famiglie per me, e lo so qualcosa perché avendo insegnato per 30 anni ho avuto a che fare con genitori. Chiaro. E quello è importante, la prima matrice è la famiglia e in seconda battuta anche la scuola. Grazie e buona giornata. Grazie. Ecco, sul discorso di Roma c'è da capire se i genitori sapevano però anche questi ragazzi. Sì, allora intanto ringrazio la signora intanto perché... il figlio dice vado a casa dell'amico a guardare un film e poi prendono e noleggiano una Lamborghini, cioè... Sì, allora volevo intanto ringraziare... È difficile dover commentare, prego. Sì, no, ringrazio la signora perché ovviamente, come si dice, il buonsenso non è né di destra né di sinistra. Io sottoscrivo ogni parola che ha detto la professoressa. Qui il problema all'inizio è la famiglia, cioè aneddoto mio. Quando andavo alle superiori, se portavo a casa un brutto voto, non andavi a calcio, a pallacanestro, cioè i genitori ti facevano il mazzo. Adesso se un bambino, un ragazzo porta un'insufficienza è colpa del professore, quindi magari addirittura lo aggrediscono, cioè, come dire, è un mondo completamente capovolto, quindi qui c'è un problema di famiglie che non fanno più il loro dovere, lasciano i figli a briglia sciolta, i figli si sentono in diritto di fare quello che fanno anche a scuola, quindi veramente è un problema culturale. Sinceramente il ricorso al TAR, come dire, è scandaloso. Io capisco, magari quel ragazzo può avere anche dei problemi psicologici, perché ovviamente tanto normale non era, però nel momento in cui tu ti macchi di un reato, perché poi a 16 anni se tu accoltelli una persona rispondi già penalmente, perché dai 14 anni rispondi penalmente delle tue azioni, quindi avrà un processo penale minorile. Allora io non vado a fare il ricorso al TAR, cioè hai commesso un fatto gravissimo, tentiamo di riportare questo ragazzo sulla retta via, però come dire, maturare vuol dire anche assumersi la conseguenza delle proprie azioni. Poi per quanto riguarda gli youtuber di Roma, io dico, dove erano le famiglie? Questi qua sembra volessero fare questi video vivendo 50 ore in un'automobile, cioè 50 ore sono più di 2 giorni, sinceramente se mio figlio ha 20 anni per più di 2 giorni, cioè o in vacanza con gli amici ma fuori e so dov'è, ma se come dire, da più di 2 giorni non torna a casa, magari qualche problema me lo pongo, e mi pongo anche qualche problema se non so che lui ha messo su una società che incassa come dire, ha entrate per 200.000 euro all'anno, 50.000 euro di utili, come dire, noleggia una Lamborghini a 2.000 euro al giorno non sapendola guidare, perché ovviamente io ho da 30 anni la patente ma non saprei guidare una Lamborghini da 600 cavalli, questi qua 20 anni Lamborghini e mi pare 20.000 euro di cauzione addirittura, quindi sinceramente disponibilità economiche oltre ogni più rosea previsione. Poi il risultato purtroppo è quello che tutti abbiamo visto, pare un doppio sorpasso tipo a 160 all'ora dove il limite era di 50, adesso ovviamente ci sarà un'indagine, ci saranno le perizie, però insomma avete visto tutti come è stata ridotta la povera Smart della signora che ha perso un figlio. Vascotto, almeno 10 anni fa, dico almeno, c'era un ritornello riguardo la giustizia che era quello che non vi è in Italia una vera certezza della pena. È un tema riproponibile oggigiorno? Allora, la certezza della pena, lo dico anche da avvocato, è un problema ovviamente che deve essere affrontato e deve essere risolto. Innanzitutto bisogna dire una cosa, che la pena non vuol dire solamente il carcere, nel senso che chi compie un reato grave, se è pericoloso per la società, è giusto che se ne stia in carcere. Però ci sono anche tutta una serie di reati dove, come dire, la pericolosità sociale è attenuata. Allora lì bisogna pensare alle misure alternative alla detenzione, quindi magari detenzione domiciliare, braccialetto, chi più ne metta. Qual è il problema ovviamente qui in Italia? Che nel momento in cui tu vieni condannato, hai i 3 gradi di giudizio, arriva la condanna definitiva, se poi tu sei condannato definitivamente per una pena inferiore ai 4 anni, hai diritto a rivolgerti ad un'istituzione che si chiama magistratura di sorveglianza, tribunale di sorveglianza, magistrato di sorveglianza, puoi ottenere le misure alternative alla detenzione, affidamento in prova, detenzione domiciliare, semidetenzione, cioè magari lavori di giorno, di sera torni in carcere a dormire, quindi già lì ovviamente
si hanno delle misure alternative alla detenzione. Sulla certezza della pena poi c'è un istituto che si chiama liberazione anticipata, ossia il detenuto in carcere condannato ha diritto, se si comporta bene, a 45 giorni di sconto di pena ogni 6 mesi mi pare, quindi parliamo di 3 mesi all'anno, quindi ogni 4 anni si ha uno sconto di pena di 1 anno. Quindi come dire, se io vengo condannato a 12 anni posso in realtà uscirne dopo 9. 8, allora, sì. 8, insomma anche lì poi è un sistema che magari andrebbe forse ripensato, nel senso che è vero che la Costituzione dice che la pena non deve essere afflittiva, non deve essere punitiva, dovrebbe tendenzialmente a rieducare il condannato, ma andrebbe anche rivisto il sistema carcerario, perché purtroppo hanno fatto anche degli studi provato che chi entra per la prima volta in carcere, se vi rientra per un reato ancora più grave, quindi il carcere diventa quasi una scuola di delinquenza, quindi andrebbe rivisto un po' il sistema carcerario italiano, magari riviste le misure alternative alla detenzione. Vero è che negli altri paesi la pena è certa, cioè se tu negli Stati Uniti o anche nei paesi scandinavi prendi 15 anni, ti fai 15 anni, non è che hai ma no, se ti comporti bene ti diamo 45 giorni di sconto, cioè comportarsi bene dovrebbe essere un prerequisito, non un premio, però ripeto è una mia opinione personale da avvocato ex penalista, perché facevo penale anni fa, adesso ho un po' abbandonato il settore, perché la questione anche della certezza della pena genera, come dire, non dico insicurezza nella cittadinanza, ma genera magari anche uno scontento degli interrogativi. Uno dice: ma come? Questa persona ha commesso un reato, è stata condannata e dopo me lo ritrovo fuori dopo poco tempo. Quindi è anche un problema come dire, che ha una sua rilevanza sociale. Sì, senza dubbio. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Buongiorno al tuo ospite. Prego. Approfitto dell'ospite che è un avvocato e volevo parlare di questo argomento, purtroppo di attualità. Parlo dei femminicidi. Sì. Io parlo del mio caso, mi ho una femmina, una figlia femmina. Mi ho paura quando sento parlare di questi argomenti. Mi ho paura di dire mia figlia un giorno che avevano fidanzato, che se te lo molli, sto qua, e ho visto che gli salti, scusami se parlo in triestini, il cappuccio e ti accoltella perché te l'ha permesso di lasciarlo. Sì. Allora mi domando adesso come posso, mi dice mia figlia un giorno, sì, te puoi avere fidanzati, tranquilla che non ti succederà niente, cioè la legge dove tutela le donne quando un ragazzo o un marito gli gira il cappuccio e coppa l'amorosa o la moglie. In questo caso non voglio parlare anche del fatto della povera ragazza che è stata accoltellata col filo in grembo, no? Sì. Adesso si sta parlando di dargli un braccialetto, ma anche là in quel caso se mi sono una donna mi sento tutelata che questo ex mio fidanzato o ex marito dà il braccialetto e non si può avvicinare a me e non può farmi niente. Cioè, quando sento sta roba mi dico, mi metto la pena di morte qua in Italia. Perché come da parlare l'avvocato in America c'è la certezza della pena, ma in America in certe ipotesi anche la pena di morte. Sì, in certi stati ancora sì. Bravo Bernardo, allora quando in Italia sento che vuoi mettere braccialetti, quell'altro, ma non serve a niente braccialetti, per me. E si avvicina lo stesso, coppa lo stesso la babba, la ragazza o la moglie in quel caso. Allora lo Stato dove tutela le donne in questo caso qua? Mi parlo da papà di una bambina che l'altro giorno mia moglie era fuori in giro, e adesso qua è un altro forse capitolo questo, e il straniero mi ha permesso di guardare mia figlia e mostrarle la lingua. Quando mia moglie mi ha raccontato sta roba, volevo andare fuori di casa e vedersi gli era sotto casa questo. Chiaro. Ma anche questa gente che noi ospitiamo qua, che ci ha permesso un giorno in bus di guardare che sotto le cotte di mia figlia che aveva 7-8 anni quella volta quando è successo, che il straniero si ha abbassato la testa a guardargli sotto il vestito, e dopo non te vuoi che la gente comincia a essere razzista verso queste persone qua. Per amor di Dio, dopo c'è anche gente che viene qua che si comporta bene, non metto in dubbio, però di sicuro questi che vengono qua non viene per comportarsi bene. Ok.
Facciamo rispondere a Bascotto che il tempo stringe. Grazie. Sì, allora, sulla pena di morte io sono contrario perché esiste sempre l'errore giudiziario, quindi piuttosto come nel nostro ordinamento abbiamo l'ergastolo, carcere a vita, sì, ma pena di morte, perché anche in America ci sono stati casi di condannati a morte e poi si è scoperto che c'è stato un errore giudiziario. Adesso in Italia noi abbiamo nei reati commessi, diciamo, in danno delle donne c'è il cosiddetto codice rosso, quindi una corsia preferenziale. Purtroppo e mi dispiace per il telespettatore, è difficile fare prevenzione, certo, nel senso che ci sono delle misure cautelari, io posso darti il divieto di avvicinamento, però ovviamente non è detto che tu non ti avvicini alla tua potenziale vittima, e se tu non hai commesso fatti che possono configurare almeno un reato grave tentato, è difficile che ti mettano in detenzione domiciliare o addirittura in carcere. Qui quello che si può fare, e mi ricollego anche alla seconda osservazione del telespettatore sullo straniero che ha mostrato la lingua, che tentava di guardare sotto la gonna di sua figlia, è un problema culturale. Da un lato, come genitori noi dobbiamo vigilare sui nostri figli, cioè essere in grado di parlare con loro e di riuscire a captare quelli che possono essere dei segnali di emergenza. Quando sua figlia avrà un fidanzato, ovviamente il telespettatore lo conoscerà, quindi bisogna un po', come dire, antenne dritte e tentare un po' di capire qual è il proprio interlocutore. Cioè, il caso di Serenio, nel momento in cui una persona ha l'amante di qua, di là, mette incinta una, mette incinta l'altra, cioè forse invece di dire voglio l'ultimo chiarimento, mi prendo, me ne vado, ti mollo, cioè, come dire, evitare quelle situazioni che possono generare dei rischi. Poi ripeto, soprattutto con persone che vivono diciamo anche in un'altra cultura rispetto alla nostra, il problema è proprio culturale. Io adesso non voglio sollevare questioni magari che a noi possono sembrare scabrose, ma in paesi come l'India, il Pakistan, lì purtroppo è, non dico normale, ma capita stupri di bambine, matrimoni combinati per ragazze che si sposano a 10-11 anni, cioè, quindi è una realtà proprio culturale completamente diversa dalla nostra, e qui ovviamente il problema è, per quanto riguarda l'immigrazione, bene, c'è bisogno di forza lavoro, ci sono lavori che noi italiani non facciamo più, bene, però nel momento in cui queste persone arrivano qui devono, come dire, integrarsi, inserirsi e accettare i nostri valori. Io cito sempre l'esempio canadese dell'immigrazione: tu non puoi ottenere la cittadinanza canadese o restare in Canada se non sai ad esempio l'inglese e il francese, cioè, come dire, devi vuoi vivere in uno Stato, devi accettarne e condividerne i valori. Se tu arrivi qua e fai la tua isoletta, la tua cellula straniera e sei un corpo estraneo in uno Stato, secondo me, a me personalmente non va bene. Se poi le persone si integrano e accettano i nostri valori, hanno diritto di rimanere qua, altrimenti no. Ma ripeto, il problema del telespettatore è un problema serio, ma non è un problema che si può risolvere con la repressione penale successiva, è un problema culturale e di prevenzione. Altra telefonata prima della chiusura, buongiorno. Velocissimo, senza convenevoli. Tornando ai casi scandalosi come i due dei ragazzi della Lamborghini che adesso sono in ferie in Spagna, in Turchia, e Meran che è stato assolto in quanto giudicato non colpevole, e c'è il ragazzo del accoltellato che adesso è stato addirittura promosso, eccetera. Voglio ricordare che tutti i provvedimenti derivano esclusivamente dall'applicazione da parte dei magistrati delle normative di legge, e tutte le normative di legge, nessuna esclusa, ad eccezione dei vecchi decreti anteguerra, derivano e sono promanazione della nostra Costituzione. Quindi i cittadini che protestano devono protestare per un fondamentale cambio, modifica e ristrutturazione della nostra Costituzione, moltissimi articoli della quale si prestano ad assoluta discrezionalità. Una risposta dell'avvocato, grazie, buongiorno. Ascolto. Sì, allora io su questo non sono tanto d'accordo con il telespettatore, a parte che il ragazzo, quello sedicenne che ha accoltellato la professoressa, è stato espulso e bocciato, i genitori fanno ricorso al TAR contro la bocciatura, se non erro. Sì. Per quanto riguarda la Costituzione, sinceramente è vero che avrà oramai 75 anni,
però a me quando si parla di modifiche della Costituzione da avvocato viene la pelle d'oca, perché la Costituzione è stato il frutto, diciamo, delle migliori menti giuridiche del Paese di quegli anni, quindi parliamo anche di Calamandrei, quindi proprio veramente i luminari del diritto, ed è una Costituzione che è ancora attuale dopo 75 anni, penso anche alla prima parte, quella soprattutto sui diritti inviolabili della persona, quindi come dire che si pensi di stravolgerla in questi tempi dove secondo me non abbiamo queste menti giuridiche eccelse, io come dire aspetterei un attimo. Se a guardare, diciamo, tutti questi fatti di cronaca viene da pensare che ci sia una piaga nel Paese. Io dico spesso, e anche un po' il discorso è anche un po' da ampliare nel fatto che poteva succedere anche prima, ma oggi lo si trova in rete fondamentalmente, no? Cioè, oggi, lo specchio del cambiamento è dal fatto che ora tutti gli episodi sono mediatici. Ma tutto noi con questi social, veramente adesso mi viene anche poi da ridere, faccio un parallelo sul tema della maturità. Un tema della maturità, il tema di Italiano era come è cambiata la nostra società con WhatsApp. Allora io dico, uno maturando ha 19 anni, WhatsApp è stato introdotto 15 anni fa, quindi è stato introdotto quando questi ragazzi avevano 4 anni. Ma cosa possono dire loro della vita prima? Cioè, io vorrei sapere anche questa testa di legno del Ministero che avrà concepito questo tema di Italiano. Questa era una battuta, ma purtroppo tu vai in giro e vedi le persone che sono là col telefonino, siamo degli automi, noi abbiamo in testa solo TikTok, WhatsApp e Facebook e Twitter e Instagram, e ci perdiamo le relazioni personali dirette, ci sentiamo tutti sotto esame, quindi dobbiamo fare per forza la figata, dobbiamo postare il video figo per sentirci accettati dagli altri. Questo è il problema. Io ad esempio, una misura veramente banale, io introdurrei l'educazione civica dalla prima elementare. Quello va insegnato, ripeto, lavorare sulle famiglie, poi ovviamente anche la scuola, ma la scuola non deve essere, come diceva prima la professoressa, non è che la scuola deve farsi carico dell'educazione, però ripeto, se noi non riprendiamo in mano la nostra vita e la vita dei nostri figli, veramente rischiamo di essere un paese che va a rotoli. Grazie Marco Vascotto di Forza Italia per essere stato con noi. Grazie Bernardo e grazie ai telespettatori. Buona giornata. Buona giornata, buon lavoro. Noi ci fermiamo, non pubblicità, abbiamo finito per oggi. Sveglia Trieste torna domani, arrivederci.